Buon lunedì e ben ritrovati con Sveglia Trieste. Oggi lunedì 15 maggio, mattinata dalle 7:30 alle 9 trascorreremo in compagnia dei consiglieri comunali Luca Salvati del Partito Democratico, Roberto Cason del gruppo misto di maggioranza, diciamo ex lista di piazza. Dalle 9 alle 10 invece in compagnia di Michele Lobianco, consigliere regionale di Forza Italia. Andiamo a dare uno sguardo alla pagina meteo. Oggi in giornata sulla regione affluiranno in quota correnti settentrionali abbastanza secche e stabili. Domani, martedì, il riappropriarsi della depressione sul Mar Tirreno provocherà nuovamente l'afflusso di correnti umide da sud-est in quota, da nord-est piuttosto sostenute nei bassi strati. Per oggi, di primo mattino sarà possibile nuvolosità variabile, poi cielo in prevalenza poco nuvoloso su pianura e costa, variabile sulla zona montana. Nel pomeriggio sarà possibile qualche locale rovescio temporale, specie sulla fascia prealpina, venti a regime di brezza, ma in serata inizierà a soffiare bora da moderata sostenuta sulla costa, più forte poi nella notte. Temperature minime 11-14 gradi, massime 18-21 gradi centigradi. Già andando a guardare domani, cielo da nuvoloso a coperto con possibili temporanee schiarite su pianura e costa orientali, probabili piogge intermittenti da moderate ad abbondanti e anche intense sulle Alpi Giulie e sulle prealpi Carniche, più deboli le piogge invece sulla costa. Soffierà ancora bora forte per gran parte della giornata, specie sulla costa, con probabili raffiche fra i 100 e i 110 km/h a Trieste, vento forte da est e nord-est anche in quota. La quota neve oltre i 1800-2000 metri circa, temperature minime previste per domani 13-16 le minime, le massime 16-19 gradi centigradi, quindi bora forte già da questa sera. Per domani prevista una giornata piuttosto ventosa, quindi attrezzarsi a dovere per impegni e spostamenti quotidiani. Andiamo a vedere il piccolo, le notizie di oggi. Sidi Meloni alla leva volontaria, qui in foto, ieri alla adunata nazionale degli alpini a Udine, Giorgia Meloni con l'onorevole Sandra Savino, sottosegretaria al MEF e assessore comunale a Trieste, dietro invece il presidente della sezione degli alpini proprio di Trieste. Nel taglio alto Zelensky fa tappa in Germania: per vincere ci servono i jet, ha detto, parlando della guerra con la Russia. La Turchia sceglie il presidente Erdogan, costretto al ballottaggio, non è arrivato al 50%, andrà al ballottaggio con il suo contendente. Sempre più case comprate a distanza da cittadini stranieri, il trend nel mercato immobiliare, niente visite o sopralluoghi. Austriaci, serbi e tedeschi, per non perdere l'affare, acquistano direttamente online, senza visita, senza sopralluogo, andando direttamente a fidarsi delle descrizioni dei siti, telefonando nelle agenzie, chiedendo informazioni a distanza, e proprio a distanza poi vengono comprate molte case, molti appartamenti a Trieste. Andando a leggere il caso, la polemica, Fazio dall'addio alla Rai sovranista e va a Discovery, accuse alla destra. Dal prossimo autunno, per vedere che tempo che fa, ci si dovrà spostare sul canale 9. Fabio Fazio lascia la Rai e si sposta a Discovery del gruppo Warner Bros. Ancora le notizie, ma in questo caso di cronaca, dai distretti agli hub, il nuovo piano dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina per la sanità territoriale. Il sindaco sulla cabinovia, l'alta della regione: non mi preoccupo della pagina cabinovia, ci occuperemo tra poco con i due servizi che abbiamo mandato in onda ieri nel nostro telegiornale. Il primo è relativo allo stop della cabinovia da parte della regione, dall'altra proprio la replica del sindaco di piazza. Concludiamo la pagina principale del piccolo. Dopo via Mazzini, tubature fuori uso anche a Valmaura, il punto interessato dalle perdite. Lo vedremo tra non molto. Salvezza dell'Unione, il difensore Masi: una vittoria di tutti, ha detto il difensore dell'Unione dopo la rocambolesca vittoria che ha permesso alla Triestina di salvare la categoria. Torna il romanzo del canzoniere nello spazio dedicato alla cultura, la statua negata a Margherita Hack, il caso che in questa occasione viene ripreso da Weber. A pagina 15 vedremo dopo il titolo. Come detto, è saltata una tubatura a Valmaura dopo i danni che hanno subito le tubature della zona di via Mazzini, piazza della Repubblica. Vediamo cosa è successo ieri.
Conduttura dell'acqua rotta in via Valmaura con 25 utenze a secco dal primissimo pomeriggio, soprattutto esercizi commerciali, e il distaccamento dell'università oggi non operativo. Ad una settimana di distanza dal maxi allagamento di Piazza della Repubblica in via Mazzini, un altro episodio del genere, ma fortunatamente di entità più modesta. A rompersi, spiega l'assessore comunale all'urbanistica Michele Babuder, è stata una condotta di acciaio da 250 mm, un terzo in meno rispetto a quella di via Mazzini. Stando ai tecnici, il problema dovrebbe essere concluso entro 12 ore dall'inconveniente. A causa della rottura della tubazione e dei necessari interventi da parte di Acegas, la polizia locale ha diramato il seguente avviso nel pomeriggio. I veicoli provenienti dal centro città, il primo semaforo deviando a destra su via Valmaura, proseguono in via Flavia dopo la Aiuola. I veicoli provenienti da Muggia deviano a destra passando dal benzinaio e proseguono in via dell'Istria. Già iniziate le operazioni di scavo sotto il coordinamento di Acegas per verificare il guasto e provvedere alla sostituzione della condotta. Dunque, super lavoro anche in questo caso per i tecnici Acegas che erano alle prese con una nuova tubatura esplosa in città. Abbiamo visto la prima pagina del Piccolo, ma andiamo a vedere l'approfondimento dalle pagine interne con Meloni che tra gli alpini a Udine rilancia la leva volontaria. La Premier ha assistito alla prima ora della sfilata, straordinaria dimostrazione di amor di patria, ha detto. Il Presidente del Senato La Russa apre all'ipotesi della mini naia della durata di 40 giorni. Questa è la descrizione, poi all'interno ci sono le foto e vediamo anche il ministro Ciriani, lui che è comunque di Pordenone e ci teneva anche in maniera non soltanto istituzionale ma personale a essere presente alla donata degli alpini di Udine, poi il presidente della regione Federica accanto a Ignazio La Russa, presidente del Senato. Poi ci sono altre foto all'interno con la sfilata anche della sezione di Trieste degli alpini che poi ieri ha fatto come tutte le altre sezioni nazionali la propria passerella. Vediamolo allora quel momento in cui sono passati proprio i componenti del contingente giuliano. In sfilata con le divise storiche lungo le vie del centro, echi che rimandano alle gesta dell'imperatrice Maria Teresa d'Asburgo che fece grande Trieste. E proprio sul borgo che resse strappando spazio utile al mare, ecco la cerimonia in memoria a 306 anni dalla sua nascita. Si è conclusa così la 2 giorni dedicata all'inaugurazione popolare del Tallero in piazza Ponte Rosso. Dopo la messa a suffragio e il concerto di ieri, oggi si è ricreata quell'atmosfera tipicamente asburgica fra le vie della città, sotto l'egida del Comitato per l'erezione del monumento alla memoria dell'imperatrice, in collaborazione con il Comune di Trieste. 250 persone sul percorso, di cui 180 in arrivo dall'Austria. Con questa cerimonia bagnata abbiamo concluso come comitato questo lungo percorso durato 6 anni che ha portato all'inaugurazione un po' di popolo rispetto a quella istituzionale fatta nel mese di febbraio di questo monumento che ricorda appunto Maria Teresa, al di là di quello che può essere l'orientamento di qualcuno anche di carattere politico, qualunque onesto deve riconoscere che Maria Teresa è stata colei che ha fatto grande Trieste e andrebbe celebrata. Già ieri ho fatto un appello alla politica cittadina, al sindaco, ne avevo parlato anche con lui, sarebbe il caso che, posto che c'è è stata già votata una mozione in Consiglio Comunale la scorsa legislatura di rendere il 13 maggio un momento di festa istituzionale cittadina, proprio per ricordare il grande impulso che la sovrana ha dato a questa città attraverso le sue riforme, ma anche attraverso la volontà di fare di questa città il più grande emporio e una delle più grandi città dell'impero suo di allora. Non è mancata la presenza anche di illustri personaggi e discendenti legati alla casa degli Asburgo. Abbiamo avuto ospite l'arciduchessa Gabriela, quindi una donna di casa d'Austria che appunto ha rappresentato la famiglia in questo importante evento, è anche una affermata scultrice e devo dire la verità che il Tallero le era piaciuto fin dal primo momento, da quando i 5 bozzetti dei finalisti erano stati esposti nel Palazzetto Leo a Trieste. Dunque,
Questi non erano gli alpini, logicamente, questa era la cerimonia al Tallaro di Maria Teresa, evento che si è svolto completamente a Trieste, divise storiche asburgiche che hanno accompagnato questo momento di celebrazione. Torniamo agli alpini e andiamo a vedere i servizi. È un grande colpo d'occhio, insomma, per e poi insomma diciamo che ha anche un significato particolare sfilare a Udine, cioè in una città in cui, in un territorio anzi, in cui la protezione civile poi qui abbiamo il governatore del Friuli Venezia Giulia. Questo ci dice anche che siamo arrivati al Friuli Venezia Giulia, col passaggio degli ultimi alpini di Conegliano comincia lo sfilamento della regione Friuli Venezia Giulia, che comincerà con Trieste, poi si concluderà con Udine e poi quindi alla fine anche con il passaggio di consegne con Vicenza, che sarà la prossima sede della Dunata Nazionale degli Alpini. L'immagine di Trieste che con orgoglio sta sfilando con il confollo della città, che abbiamo visto sì. Anche all'inizio, se non ricordo male, dello sfilamento, e naturalmente dietro la rappresentanza degli alpini e il tricolore. E il tricolore portato sempre con orgoglio e tra l'altro con una certa possanza fisica, perché vi ho detto sono pesantissime queste bandiere. È che ho conosciuto il figlio del soldato che innalzò per primo il tricolore a San Giusto, ed è uno di Treviso. Ed è uno di Treviso che venne trasportato, era a Treviso ed era a distanza a Venezia, e venne caricato su una nave, era un bersagliere che venne caricato su una nave, venne scaricato a Trieste, e siccome loro erano agili i bersaglieri, la prima cosa lui era molto giovane, e gli dettero questo tricolore, gli dissero vai su ad appenderlo, e andò su. Tra l'altro appese il tricolore e poi glielo fecero rifare 2 giorni dopo perché non c'era la fotografia. Per cui hanno dovuto, giustamente. Per cui lui racconta l'aneddoto. Collegarci ora con la sala operativa della polizia locale per l'aggiornamento di questa mattina, le segnalazioni della nottata. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Prego. Per il momento il traffico è abbastanza scorrevole e scarso, non ci sono problematiche di rallentamenti. Per quanto riguarda la notte è trascorsa come di routine, nessun intervento di rilievo da segnalare. Volevo semplicemente segnalare un inconveniente che è successo ieri in piazzale Valmaura. C'è stata una fuga d'acqua proprio sul piazzale Valmaura, quindi da ieri e sono ancora in atto questa mattina ci sono delle deviazioni in piazzale Valmaura con la via Valmaura. In corrispondenza della postazione semaforica al centro proprio della piazza c'è uno scavo urgente a Cegas Acqua, pertanto ci sono in atto delle deviazioni, comunque c'è già anche personale nostro sul posto. Lo scavo è stato ridotto rispetto alla giornata di ieri, comunque rimane in atto. Diciamo che indicativamente per chi arriva da Muggia e deve svoltare in via Valmaura c'è l'obbligo di proseguire dritti, quindi da chi viene da Muggia non può svoltare a sinistra ed impegnare la via Valmaura. Questa è l'unica deviazione che al momento rimane ancora in atto. Altre problematiche non avrei da segnalarvi. Bene, grazie allora, buona giornata e un buon lavoro. Grazie e buona giornata a tutti. Continuiamo andando a leggere il piccolo, altri argomenti. La giungla dei gettonisti, siamo a parlare di sanità. I carabinieri dei NAS scoprono centinaia di medici pagati a ore con turni eccessivi e spesso privi delle qualifiche di legge. Ci sono dottori spediti a fare cesarei senza aver mai visto una sala parto.
il caso della sanità, che non riguarda il Friuli Venezia Giulia, è una situazione nazionale che però fa intendere come attorno proprio alla anche ricerca di professionisti e in generale le difficoltà in cui versa la sanità nazionale, c'è ancora molto lavoro da fare. Andiamo alla pagina seguente, sempre sul tema salute, il monito su ospedali e case di comunità, progetti bloccati, fondi PNRR a rischio. Secondo la Genas la rivoluzione sanitaria sui territori è ferma in tutta Italia, Friuli, Venezia Giulia compreso. Parla l'assessore Riccardi, c'è ancora tempo, ha detto, proprio riguardo alle case di comunità, agli ospedali e ai progetti con i fondi PNRR. L'obiettivo è aprile per ambulatori per prevenzione, prime cure, diagnostiche e cronicità. In regione sono previste 32 nuove realtà di questo tipo, delle quali 11 fra Trieste e Gorizia, dai centri Hub e Spock alla Cittadella della Salute, le tappe del piano Asugi. L'azienda ha redatto il documento operativo per arrivare all'attuazione della riforma. A Trieste 2 distretti e 3 dipartimenti a livello superiore. Resta l'incognita legata al personale. Il PNRR per la sanità del Friuli Venezia Giulia, qui uno schema con la divisione dei 4 distretti e le 4 aree a Sugi con i fondi PNRR, l'Alto Isontino, il Basso Isontino, Trieste 1 e Trieste 2 con gli investimenti 34,2 milioni per le case di comunità, 18,6 per gli ospedali di comunità, 4 milioni per le centrali operative territoriali. Questa è la zona della regione interessata, la ex provincia di Trieste e quella che è la ex provincia di Gorizia. Da superare anche una certa resistenza verso la medicina di base degli specialisti. Pagina internazionale, Zelensky, pressing per i jet, il leader ucraino a Berlino incassa da Scholz la promessa di altri aiuti militari, ora sosteneteci nella consegna dei caccia, poi cena a Parigi con Macron. Lo stop di Kiev al Papa non ferma il piano umanitario, viene detto dalla Santa Sede. Turchia in bilico, Erdogan in testa dopo lo scrutinio ma resta sotto la quota del 50%, si andrà al ballottaggio. Il leader dell'opposizione insegue e denuncia i brogli, siamo noi in vantaggio, 49,9 il presidente uscente, è arrivato un passo dalla elezione primo turno, 44,3 lo sfidante Kemal Kilicdaroglu che si è fermato sotto il 45% e sarà dura la sua rimonta. Poi vedremo come andrà a finire. Fiume è pronta alla costruzione di altre navi da crociera polare. Cantiere Tremaggio a un passo dal contratto con una società armatrice statunitense per realizzare 4 scaffi di lusso e frenare la dura crisi negli ultimi anni. Da Lissa fino a Brazza, Ruspe di nuovo in azione contro gli abusi edilizi. La pagina seguente affronta l'argomento della statua a Margherita Hack, il no alla statua dell'astrofisica Hack, scrive Roberto Weber, e quindi qui ci spiega un po' dal suo punto di vista la situazione di questa mancata statua, poiché proprio dal Consiglio Comunale non vi è stata una unanimità di intenti. La pagina delle notizie di Trieste che apre col mercato immobiliare, che però viene sempre di più svolto in maniera telematica a distanza, visite e affari online, sempre più le case acquistate a distanza da investitori esteri. Il fenomeno cresce anche in città con protagonisti residenti in Austria, Serbia, Germania e Israele. Agenzie attrezzate proprio per queste modalità che non vedono la persona presente ma che cui appartamenti però vengono bloccati ugualmente a distanza. Viene adottata la firma digitale per i contratti preliminari, ormai è necessario saper usare la tecnologia. Chi compra spesso si appoggia a realtà in grado di gestire sul posto la locazione oppure lo fa per avere un alloggio vacanza. Queste poi le motivazioni. Architetti e paesaggisti a confronto sul piano colore del centro storico, domani in via Genova. L'appuntamento, l'evento tiene a battesimo l'associazione Arte Focus anche su aree da riconvertire in parchi e giardini. Di piazza, sulla cabinovia, niente preoccupazioni per l'ALT alla procedura. La deroga, requisiti ok, il sindaco dopo la sospensione da parte regionale della valutazione di incidenza ambientale, conferenza di servizi la prossima settimana. Andiamo
A fare il punto, prima da parte della Regione cosa è successo, poi la replica del Sindaco. E la notizia si sa già da più di 10 giorni. Sorprende che il Comune non abbia ancora imparato la lezione su cosa vuol dire trasparenza e rapporto civile con la cittadinanza. Non siamo sudditi. Così oggi William Starz, dopo la notizia apparsa sulle pagine del Piccolo relativa alla decisione del Servizio Valutazioni Ambientali della Regione di sospendere la procedura VINCA, valutazione di incidenza ambientale, sulla cabinovia e di effettuare un accertamento per stabilire se il progetto abbia i requisiti per rientrare nelle deroghe previste dalla legge, ovvero se l'opera possa comunque essere autorizzata nonostante passi in una ZPS, zona a protezione speciale, oggetto del sito Natura 2000, deroga che, come ha precisato più volte il dirigente del comune di Trieste Giulio Bernetti, è possibile perché il progetto è collegato non a un impianto di risalita per lo sci, ma di trasporto urbano, motivazione alla base anche della variante urbanistica. Su questo però il passionario che guida Innovovia non è d'accordo. Visto che anche l'ingegner Bernetti l'altro giorno ha fatto un'intervista lunga alla vostra televisione, si è ben guardato dal dare questa comunicazione, che lo smentisce soprattutto su quello che lui ha sempre sostenuto, che la norma di Natura 2000 vale solo per gli impianti a sci. Quindi la Regione ha fatto bene a ribadire ancora una volta che tutti gli impianti a fune non possono essere fatti nelle zone di Natura 2000 perché la norma è per salvaguardare gli uccelli, non per salvaguardare gli impianti a seconda delle tipologie che presentano. Decisiva risulterà la conferenza dei servizi che dovrebbe essere convocata tra una decina di giorni, in cui verrà deciso se il Comune potrà ottenere la deroga per l'impianto anche sulla base delle integrazioni che gli uffici di Palazzo Cheba hanno inviato alla Regione, documenti che spiegano come l'impianto a fune avrebbe conseguenze positive sull'ambiente, permettendo una riduzione di traffico sulle arterie ora più trafficate per l'ingresso nord alla città, e dunque minori emissioni di CO2 e riducendo l'incidentalità su Viale Miramare, strada del Friuli e via Commerciale, nonché l'inquinamento acustico a seguito di minori passaggi veicolari a motore sulle stesse. Ha fatto bene la Regione a sospendere e approfondire meglio in questo periodo, in questo momento, se sussistono veramente le condizioni per quello che sostiene l'amministrazione comunale. Cosa ha risposto il sindaco? Dal Piccolo lo leggiamo, nessuna preoccupazione per alla procedura, alla deroga, i requisiti sono ok. Sentiamo. No, intanto non c'è nessun stop, dobbiamo arrivare alla conferenza di servizi che naturalmente ci confronteremo. Dopo ci sono sempre quelli untori di sinistra, basta vedere insomma cosa fanno a livello nazionale e lo fanno a livello locale con me, che ogni giorno c'è qualcosa, loro si divertono a cercare di bloccare qualsiasi cosa. Se vado in galleria non ho il caschetto, se dico che è bel tempo loro dicono che è brutto tempo, e stanno facendo su questo meraviglioso progetto della cabinovia che cambierà molto della vita della città, se non altro per quanto riguarda la viabilità e il turismo, e loro si divertono, visto che non hanno lavorato poco in vita loro e hanno tanto tempo, si divertono a fare queste cose. No, io dico che non hanno bloccato nulla, si divertono a stuzzicarci e ogni giorno c'è il palo, ogni giorno c'è l'albero, ogni giorno c'è la primula, ogni giorno c'è il nido degli uccelli. Quando costruivano però, che hanno fatto quello che hanno fatto in questa città, devastando proprio questa zona dove stanno dicendo loro, e tutte quelle case che hanno costruito, in quella volta non c'era il bosco Bovedo, no? Ma guardi un po'. Così il sindaco sulla cabinovia, poi sfogandosi contro l'opposizione PD e adesso Trieste, si faccia attenzione, conseguenze da scelte errate, le forze d'opposizione in consiglio comunale. Gara per assicurare il comune con una dotazione di 10 milioni, offerte da presentare entro il 12 giugno, l'appalto su 4 lotti per una durata triennale, previsto l'esercizio d'opzione, la polizza più rilevante è la All Risk, copertura di 5.576 immobili municipali. L'anniversario ai caduti del 1953 andrà alla civica Benemerenza, lo si legge dal trafilo laterale del Piccolo nelle notizie di oggi della cronaca.
Della rottura della condotta idrica a Valmaura, abbiamo trattato prima anche grazie al collegamento con la polizia locale. Un altro danno alle tubature dopo l'allagamento di Piazza Repubblica, 25 famiglie senza acqua, tecnici al lavoro, il disagio dovrebbe risolversi entro la mattinata di oggi, rotonda per i veicoli che passano da quelle parti. Auto capputtata sulla grande viabilità, 63enne illesa nei pressi dell'uscita di Cattinara, qui l'auto ribaltata. Domani un webinar di ABC sulla legge 104, l'associazione ABC, Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo, hanno organizzato proprio questo incontro. E poi altra notizia di cronaca: si schianta in Viale Miramare e distrugge 3 veicoli in sosta. L'incidente a Barcola, questa è una delle automobili posteggiate danneggiate a causa dello schianto di ieri mattina. Un colpo di sonno, così sembra, e poi l'impatto contro le auto posteggiate di lato. Fortunatamente non si è fatto quasi niente. Il 27enne è rimasto coinvolto nell'incidente avvenuto ieri mattina presso il Viale Miramare, nei pressi della fontana del Viale Miramare. Solo qualche trauma e qualche ferita, medicati rapidamente in pronto soccorso, dal quale il ragazzo è stato poi dimesso nel giro di qualche ora. C'è lo spavento però, e ci sono soprattutto i gravi danni causati ai veicoli su cui il giovane si è schiantato. Il sinistro si è verificato attorno alle 5:30 del mattino, quando faceva ancora buio, all'altezza del numero civico 145. Il 27enne era a bordo di un Honda Civic. Alcuni residenti si sono svegliati di soprassalto a causa del botto che hanno sentito in strada, altri sono trovati con l'auto letteralmente distrutta. La fortuna è che non ci fossero persone lì coinvolte ferite in questo incidente. Dal Teatro Romano alla barca ormeggiata, le 18 buche per golfisti nel centro cittadino. In City Golf Trieste il percorso sabato prossimo dalle 11 si chiama In City Golf Trieste, lanci anche dalla terrazza della questura e oltre il canale di Ponte Rosso. Sarà una giornata sportiva urbana veramente fuori dal solito. Diplomi ESABAC, il 22 la consegna al Petrarca, il doppio titolo di studio italo-francese, poi una nuova gestione per il Caffè Joyce Viezzoli in Cavana, lo vediamo dalle foto qui riportate. La sfilata e la cerimonia davanti al Tallero, con anche gli abiti delle rievocazioni storiche in Ponte Rosso per Maria Teresa. Porto Piccolo in stallo, esercenti preoccupati, ritardo e subentro del nuovo soggetto mentre la stagione si sta avvicinando alla sua ripartenza. Comune di Muggia, sito sulla nuova piattaforma a soluzione transitoria. Invece qui l'Interclub Muggia 2020 premia 2 società sportive con la foto di gruppo. L'ex comandante Capitaneria Saluti Militari all'ammiraglio Albanese, la viene ripresa anche in questo caso la foto. Raccolte firme contro l'invio di armi e per la sanità, Italia per la pace coi banchetti in città. Gli uccelli di città cantano forte per farsi capire tra i rumori umani. Si parla di animali e anche del canto degli uccelli che si fa più forte perché i rumori urbani vanno a distrarre il loro canto e anche i loro richiami fra l'una e l'altra specie. Andiamo in questi ultimi minuti, in questi 2 minuti che rimangono, alle notizie sportive. Triestina, l'impresa del gruppo nella storia, nonostante gli errori del club da correggere. Gentilini, i giocatori e i tifosi hanno indicato una strada che il presidente Giacomini e il suo staff possono raccogliere. Viene descritto qui Tavernelli, che è stato l'artefice del gol vittoria. L'Unione Rosa dura un tempo, Bologna nettamente superiore. Per il calcio femminile non c'è ancora la certezza della salvezza, ma manca poco. Qui in foto il tecnico Melissano. L'emozione di Masi, difensore centrale dell'Unione, è una sfida difficile che siamo riusciti a vincere tutti insieme, ha detto il difensore, che è arrivato nel mercato di gennaio trovando una squadra all'ultimo posto, staccata di 5 punti dal Piacenza, il miracolo alle ultime giornate, perché la Triestina ha segnato anche tanto nel recupero, bisogna dirlo. La voglia anche di segnare questa squadra l'ha dimostrato nei minuti finali, nelle partite dove serviva tirare fuori gli attributi, non sempre purtroppo, perché altrimenti non si parlerebbe di play-out ma di qualche altra situazione di classifica. C'è da voltare pagina rispetto a un'annata disastrosa, perché terzultimo posto con poi play-out non è sicuramente il bottino che la Triestina sperava di raggiungere a inizio campionato, ma di fatto almeno la categoria è stata salvata. La festa anche serata per gli alabardati
in una disco milanese, i tifosi della Triestina hanno festeggiato una vittoria per la permanenza in Serie C a suon di birre e anche con qualche scazzottata con quelli del San Giuliano. Già che siamo, ormai non ci si fa più mancare niente, quando si festeggia bisogna ricorrere sempre a qualche ma al rovescio ovviamente bisogna condannare questo tipo di violenze anche a seguito, se non soprattutto ormai, delle partite sportive, che sia calcio, che sia basket o quello che è. La Juve consolida il secondo posto ma perde Pogba, 20 minuti per il francese, poi un ennesimo infortunio, per lui stagione da dimenticare. Udinese, altro KO in trasferta, la Fiorentina non perdona con Castrovilli e Bonaventura, Djokovic agli ottavi piegando Dimitrov, avanti Cecchinato e Musetti, out invece Fognini. Qui è chiaramente parliamo di tennis. In Francia il GP delle cadute, Bezzecchi ne approfitta, vince e bracca Bagnaia per la MotoGP. Ci fermiamo noi invece andando in pubblicità, ritorniamo tra poco, come detto saremo in compagnia di Luca Salvati e Roberto Casone, entrambi in Consiglio Comunale, tra poco. Ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste, siamo in compagnia del consigliere comunale del gruppo misto di maggioranza Roberto Cason. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Buongiorno al consigliere comunale del Partito Democratico Luca Salvati, ben ritrovato. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Dicevo scherzando, Salvati, è lei che manomette le condutture idriche per dare lavoro al neoassessore all'urbanistica Michele Papuder, no? No, non le condutture, i marciapiedi. Marciapiedi. Perché quello è più il mio focus, il mio tema. No, a parte gli si occupa di marciapiedi. Ovviamente si sta scherzando, però si rileva che c'è stato un'ennesima rottura di una tubatura idrica e che insomma bisogna in qualche modo porre anche l'accento sulla manutenzione delle reti idriche in città. Beh, guardi, era una delle battute, cioè, che poi non era una battuta, che facevano i sindaci di un tempo, che voglio dire, saluto anche con un certo affetto Franco Richetti, che è uno degli ultimi sindaci, diciamo, di quelli prima del 94, che alla fine ha governato, e lui diceva sempre che ovviamente non crea consenso mettere mano alle fognature, alle tubature dell'acqua, però è assolutamente un servizio essenziale da fare. Probabilmente, anzi quasi sicuramente mi viene da dire che negli ultimi decenni si è dato, a prescindere dal colore politico, così non entriamo subito in polemica, ma fra 5 minuti, si è dato molta attenzione, ma perché alle cose più lampanti, alle cose più esterne, probabilmente anche molto al centro, e sempre meno a queste che sono alla fine le cose che non vengono viste, anzi che spesso per fare quei lavori crei disagi, perché blocchi delle strade e quindi ti porta, non solo non ti porta consenso, ma spesso ti porta una diminuzione di consenso perché è un disservizio, e quindi sarebbe anche il caso di iniziare a rimettere mano, anche se sappiamo che ovviamente questo servizio va gestito insieme ad Acegas, che è la proprietaria Acegas APS Amga, che è la proprietaria della rete. Certo è che oggigiorno Cason, con le sfide della sostenibilità, anche l'abbattimento degli sprechi, andare ad analizzare una rete idrica che, adesso lasciamo stare il gestore, il comune, il colore politico, a livello italiano sappiamo che la rete idrica in Italia perde qualcosa come il 30-40% dell'acqua che scorre, quindi sapere che quasi metà, diciamo un terzo per essere buoni, dell'acqua che corre sui tubi che stanno sotto i marciapiedi viene persa in giro, diciamo nel suolo, sottosuolo, e non va diciamo ad erogare un servizio ai cittadini, è uno spreco che bisogna calmierare. Su questo infatti va detto che abbiamo una rete idrica importante a Trieste, abbiamo diversi chilometri di rete e di cui la maggior parte è datata. In commissione Gruppo ERA, appunto con la sua Acegas, ci ha rappresentato la situazione in cui bisogna far leva principalmente sulle tecnologie, proprio per evitare la dispersione. Cioè ci hanno spiegato che all'inizio oppure in diversi segmenti della rete idrica vengono apposte delle valvole, dei sensori praticamente per rilevare
in modo intelligente, diciamo, usando appunto le intelligenze artificiali, le eventuali dispersioni, e su queste appunto stanno lavorando, su questi segmenti Agegas, in modo da, non dico abbattere praticamente al 100% queste dispersioni, ma sicuramente insomma diminuirle sensibilmente. Quindi questo è sicuramente un fenomeno su cui almeno l'ente e la società sta lavorando, ecco, almeno così ci hanno rappresentato, e mi auguro insomma che si proceda in tal senso. Leggo una mail: buongiorno a tutti, a proposito del tallero, come mai il comune non ha pensato di mettere una tabella per indicare chi è la signora con la S maiuscola? Che cosa ha fatto poi la nostra città? Inoltre attorno al tallero si dovrebbero mettere 4 colonnine, magari con una aiuola con tanti fiori. Saluti Nevio, che vorrebbe abbellita e diciamo descritta la statua, più che altro il monumento dedicato a Maria Allora, Teresa. si possono fare sicuramente tante cose, no? Abbiamo discusso di statue, monumenti, varie cose. Abbiamo discusso parecchio, insomma, no? Sì, ultimamente. Margherita, esatto. Casuale. Però diciamo che effettivamente almeno una targa, ecco, io direi a livello turistico che vi sia vicino a ciascuna opera una targa in cui si spiega un po' la storia di quell'opera, no? Ecco, e forse su questo pecchiamo un pochino, bisogna lavorare appunto su queste targhe, no? Esplicative, almeno, dico, dopo fiori, alberi, eccetera. Chiaramente in piazza Ponte Rosso non è così semplice, insomma, installazioni di questo tipo, però almeno delle spiegazioni in magari italiano e lingua inglese, sicuramente per i turisti sì. Vede, ho detto che sarebbero passati 5 minuti prima di entrare in polemica. Sono passati 3. Quindi devo aspettiamo ancora 2. Quindi per 2 minuti ancora devo fare 2 minuti, un dai, simpatico e poi entrare in polemica. No, facciamo così, Salvati, se vuole mi dice la sua, ma abbiamo però c'è una telefonata. Esatto, sì, così arriviamo al 5. Diciamo che impieghiamo 2 minuti e poi può far polemica. Buongiorno. Pronto? Pronto? Mi Sì, sente? prego. Buongiorno dottor Gulotta, a lei e ai suoi ospiti. Buongiorno. Mi scusi, approfitto che ci sono là 2 consiglieri del comune, perché io sono preoccupato per una cosa, mi scusi. Stanno andando avanti i lavori, diciamo, o i progetti per l'ovovia in Portofranco Nord, e vorrei chiedere ai 2 consiglieri se si sono mai letti le 2 leggi, una nella legge di bilancio 2014, la 619, ripresa nel 2017 con la 205, dove scrive esattamente cosa si può fare in Portofranco Nord, detto Porto Vecchio. Adesso, a detta del sindaco, non ho io i conti in mano, sono già stati spesi 160 milioni nostri. Sono stati spesi, in base alla legge, non lo dico io, indebitamente. Allora, io mi chiedo, là ci sono 2 consiglieri, chiedo a voi, avete conoscenza, avete letto cosa dicono le 2 leggi, una sulla sdemanializzazione e poi ripresa con la 205 nel 2017. Là non si possono spendere soldi, si può mettere in vendita, dare una destinazione urbanistica e trasferire l'incasso all'autorità portuale. Lo dicono le leggi, non so, le ho lette anche ieri. Sono preoccupato per questo. Grazie e buongiorno a voi. Grazie, prego. Allora, dai, arriviamo ai 10. Allora, innanzitutto, almeno il sottoscritto conosce quasi a memoria la legge che ha visto di fatto la sdemanializzazione del Portofranco di Trieste, del Porto Vecchio in particolare. È vero che viene sancito in questa legge, viene previsto che tutti i beni trasferiti dal demanio al comune di Trieste devono essere alienati e i proventi poi devono entrare nelle casse dell'autorità portuale per finanziare le infrastrutture del Porto Nuovo e eventuali punti franchi. Così dice la legge, quindi i consiglieri insomma la conoscono. Ecco. Fino a qua ci siamo. Però non è che questa legge deve essere così letta in modo restrittivo. Abbiamo valutato più volte questo aspetto, anch'io mi sono posto questo dubbio e mi sono detto: ma bisogna allora vendere tutto? Bisogna vendere tutto? Assolutamente? La risposta è stata no,
Dal momento in cui i soldi, e così rispondo al telespettatore, devono entrare nelle casse dell'autorità portuale a seguito dell'alienazione, cioè della vendita dei beni immobili, l'autorità portuale può rinunciare eventualmente alla vendita di alcuni immobili in convenzione con il comune e con la regione, e poi anche una firma deve apporla la sovrintendenza su questo, perché è tutto vincolato, il Porto Vecchio, e quindi questi eventualmente magazzini o edifici possono essere dedicati, cioè destinati a servizi pubblici, come ad esempio i musei. Abbiamo comunque la centrale eletrodinamica, la sottostazione elettrica, abbiamo il centro congressi che è stato realizzato da poco, che è comunque concesso, c'è la concessione, no? A favore di una società privata, quindi ci sono delle deroghe in cui l'autorità interviene per rinunciare all'alienazione, quindi in deroga alla normativa in vigore, rinunciare alla vendita di alcuni beni per destinazione pubblica. Ecco, così io spero di aver risposto al telespettatore, ci sono delle deroghe. Salvati. No, su questo... Sono passati i minuti, adesso può far polemica. No, ma su questo ci siamo, dai, quindi... No, qualcuno non fa polemica? No, adesso arriva, perché dopo torniamo sul Talleron, su tutta una serie di elementi, tra cui anche la statua, ma non solo. E su questo ci siamo. Noi quello che contestiamo, così prendo anche un inciso che aveva fatto il telespettatore, quando ha detto che sono stati spesi 160 milioni delle nostre tasche, l'abbiamo ben sottolineato nell'ultimo e negli ultimi, ultimo e penultimo consiglio, dove abbiamo detto che su Porto Vecchio o c'è la capacità di attrarre, perché altrimenti tutto il progetto e tutto quello che è stata l'operazione a partire dalla sdemalizzazione veramente rischia di essere un boomerang che ci torna indietro, o si ha la capacità di far sì che determinati imprenditori di un certo livello, e considerando anche quello che può essere a tutti gli effetti, visto anche la crisi della Varzila, e quindi far sì che anche una certa industria manifatturiera possa andare a instaurarsi in Porto Vecchio, facendo sì che riusciamo a riprodurre sì, perché c'è la possibilità, ecco, vede? Okay. Aiuto, Cason, industria in Porto Vecchio, comunque del manifatturiero capace di produrre in Porto Vecchio, del valore aggiunto, perché oggi il grosso problema di Trieste è che noi non abbiamo più imprese capaci di, o almeno sono sempre poche, ci sono altre, meno capaci di produrre dei prodotti con valore aggiunto. E questa è una prima parte sul Porto Vecchio, quindi assolutamente la priorità deve essere quella di avere la capacità di attrarre finanziamenti privati, che oggi non c'è un euro da parte del privato su Porto Vecchio. Uno. Secondo, ci svelerete, oggi avremo delle anteprime. Oggi? Oggi sì, ci diranno chi sono, mi pare di capire, chi sono gli imprenditori che vengono... No, adesso, visto che sta dicendo che non è così, consigliere Cason. Dopo rispondo. Esatto. Secondo, sul Tallero, non si è ancora ben capito, dico la verità, se quella sarà la posizione definitiva, visto che diverse volte sta rivenendo fuori il tema, qualcuno dice Piazza Unità e il solo fatto che si riponga il tema della posizione... Siamo in Borgo Teresiano, insomma, là ci sta, insomma, allora, come anche simbolo. secondo me quella è una posizione, però io e Codarin abbiamo detto che sarebbe meglio in Piazza Verdi, quindi non potete non tenere in considerazione di questa nostra posizione. È presentata una mozione a Codarin. È già arrivato, no? Non l'ha letta, consigliere Cason, non l'ha letta. Non l'ho letta, va bene. E sul fatto che ci debbano essere, allora io ero in provincia. Potrebbe essere... Ma no, potrebbe essere una, secondo me potrebbe essere la seconda alternativa. Io non ho nulla in contrario contro l'attuale posizione, però contro Piazza Monterosso, però un'alternativa eventualmente se proprio i cittadini, per esempio anche su questo. Ma non valeva la pena scegliere un'alternativa prima di metterla a Ponte Rosso? Arriviamo al punto. Ma è il centro, cioè il Borgo Teresiano è il simbolo di Maria Teresa d'Austria. Io dico, una cosa di questo tipo, secondo me, era anche, io non ho visto andare in giro un sondaggio su queste cose qua, secondo me, che sono simboliche, ma non solo, perché hanno dei contenuti. A mio avviso non ci siamo espressi neanche noi. Ma lei preferiva neanche noi
tante cose belle faremo. Espressi, quindi... Cioè lei preferiva ci fosse condivisione sulla scelta di dove mettere il tallero? Assolutamente sì. Come, mi perdoni, così arriviamo ai punti, tutta una serie di scelte che oggi l'amministrazione sta portando avanti sono calate dall'alto. Vede, oggi qua c'è un rappresentante del gruppo misto, no? Vabbè, misto misto di nome ma non di fatto, no? Diciamolo. Il fatto stesso è un gruppo che misto, misto. È il fritto misto. Beh, almeno quello sarebbe buono. Siamo fritti. Quello sarebbe buono. No. Però misto di non è di poco valore il fatto che determinate decisioni, a partire da quelle con i più stretti collaboratori, non condivise. Noi sabato eravamo, e chiudo veramente, vado alla sintesi, eravamo alle manifestazioni di San Giacomo, no? Dove adesso anche là c'è un progetto, esatto, dell'impianto polisportivo indoor che si vuole portare avanti, che non è minimamente stato condiviso, ed è questo il motivo vero della protesta, con i residenti. Io poi potrei dirle, il progetto Pinqua a San Giovanni, altro progetto calato dall'alto. Quindi percorsi di partecipazione oggi da parte dell'amministrazione faccio fatica francamente a ricordarmene. E vado in conclusione, sì. Secondo me assolutamente va fatto. Io ho avuto il piacere e l'onore di essere nell'ultimo mandato della provincia, quello che chiudeva dal 2001 al 2016, e devo dire che noi tutti consiglieri, poi lo si poteva fare sicuramente meglio, della maggioranza avevamo chiesto all'allora assessore di portare avanti e concludere tutta la cartellonistica che sappiamo sui percorsi essere stata messa, che poi si rileva oggi soprattutto turistica, ma non solo, perché cioè, oggi andiamo a Koper, ero domenica fa a Koper. Capodistria però, insomma, siamo in Italia, vedo una polemica. Insomma, siamo Tele4, l'Italia, insomma, no? Capodistria, Koper. Ma perché bilinguismo? Sì, va bene, ma cioè, non è bilingue. Adesso ma non ha nulla a che fare con il nostro lungomare, quello di Capodistria. La cartellonistica, chi deve andare? La cartellonistica? Sì, lo conosco. Ma scusa, ma stiamo lavorando, dopo arriveremo sul punto, no? Parleremo del terrapieno di Barcola. Ma non è vero niente, non è vero. No, allora sul discorso di Portovecchio, chiaramente a completamento per quanto riguarda i fondi, noi ricordiamo che nel 1 maggio del 2015, se non sbaglio, il CIPE ha stanziato i primi 50 milioni di euro, poi sono stati stanziati altri soldi adesso col PNRR per finire con la cabinovia. Ecco, sono soldi pubblici, non sono soldi dei cittadini. Cittadini parlo in senso stretto degli abitanti di Trieste, cioè non gravano questi soldi sulle tasche dei cittadini. Qualcuno dice sì, indirettamente in futuro con la tassazione eccetera, perché comunque una parte del PNRR dovrà essere restituito all'Europa. Bene, ma a livello generale questo, non cittadino. E quindi proseguiamo con i lavori. Se appunto, siccome noi abbiamo deliberato durante la scorsa consigliatura di suddividere in 4 macro aree il Portovecchio, abbiamo l'area museale che è in fase di realizzazione, parco lineare insomma anche quello con le infrastrutture, sottoservizi eccetera, ma abbiamo anche una bella sfida davanti che è quella dell'ex terrapieno di Barcola, cioè il cosiddetto polo ludico sportivo, dove andremo veramente, io ho visto il rendering, molto interessante, migliorabile magari sotto alcuni aspetti, però a livello sportivo siamo tutte e due, no? Collega sportivi, ci teniamo molto, no? La questione sportiva di Trieste, sicuramente su quello potremo fare un bel lavoro, ci sono già i soldi stanziati per gli impianti e quindi diciamo che pian pianino il Portovecchio, chiaramente con i dovuti stanziamenti, dovrà essere realizzato secondo i sistemi, si chiamano proprio sistemi, che noi ci siamo prefissi appunto durante la scorsa consigliatura, cioè i 4 sistemi essenzialmente. Crediamo appunto nel polo ludico sportivo veramente perché i ragazzi ne hanno bisogno di aria, hanno bisogno di impianti sportivi, di spazi, skateboard, no, ad esempio, basket, no, calcetto, insomma, e poi vicino al mare è una cosa secondo me molto bella realizzare degli impianti sportivi
sportivi vicino al mare. Poi c'è quello sport che sta prendendo anche abbastanza piede, di cui il consigliere Salvati vuole partecipare a tutti i costi, vuole prendere lezioni. Ecco. A pagamento, non gli si regala niente a Salvati. Beh no, mi pagherà il consigliere Cason per darmele. Telefonata, buongiorno. Sì, pronto, Cam. buongiorno, Prego. sono Omar. Volevo un attimino intervenire per fare delle osservazioni in merito, entro nel merito del discorso della galleria di Piazza Foraggi. Sì. La scorsa settimana, venerdì, abbiamo visto un filmato, io non sono riuscito a prendere la linea, volevo segnalare questo, in cui veniva messa l'ultima parte della copertura e ho notato immediatamente che sulla piattaforma aerea c'erano degli operai che erano assolutamente sprovvisti del caschetto, ma soprattutto dell'imbrago che è obbligatorio in base al decreto 81 del 2008. Sì. Allora, personalmente io dico, capisco che il sindaco non può sapere queste cose qua perché insomma ovviamente non è sua materia, ma io direi ai tecnici del comune di stare un attimino un po' più attenti, perché non è la prima volta che vedo nei cantieri pubblici, quelli che lavorano in appalto per il comune, che non vengono rispettate le norme di sicurezza. Lì c'è il filmato, se volete andate a vedere il filmato, è una cosa abbastanza, secondo me, abbastanza grave, perché insomma sono parte le norme di legge, ma proprio il fatto che devono avere per legge d'imbrago. Ecco, tutto qua, volevo un attimino solo fare questo tipo di osservazione. Ok. Grazie. Ti ringrazio. Grazie, beh sì, Sì. No, non gli si può assolutamente dare torto, quando si parla di sicurezza non si è mai in difetto nel voler eccedere con la sicurezza delle persone sui posti di lavoro, a maggior ragione quando si tratta di opere pubbliche che possono comprendere mezzi pesanti, grossi, materiali pesanti e pericolosi che possono cadere, quindi sicuramente chi ha telefonato dice una cosa giusta. Non so se le persone senza casco che ha notato lui fossero, come ha detto, tecnici comunali o i dipendenti della ditta in appalto. Poco importa la sicurezza, perché comunque la testa viene applicata la a testa tutti. si fa male, che sia la mia o che sia quella di Salvati, anche se c'ha la testa dura Salvati, ma si fa male anche la sua, glielo sono sicuro, No, si fa male, se le cade il pannello della galleria si fa male anche Oggi lei. mi ha spezzato un mito sulla Se posso, A parte gli scherzi, ha ragione chi sì, chiama sulla sicurezza del posto di lavoro. Se posso, solo un appunto sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Me ne sono occupato per diversi anni, insomma da 94 a oggi, insomma, mi sono occupato di anche sicurezza nei luoghi di lavoro, in ambito privato naturalmente. Volevo solo far presente che si applica a tutti gli ambiti, sia privato che pubblico. Certo. L'attenzione deve essere sempre massima ed è a cura del datore di lavoro, che deve appunto osservare tutte le norme e chiaramente consegnare i dispositivi di protezione individuale e anche allestire i mezzi di protezione collettiva in ogni ambiente di lavoro. Pena sanzioni molto molto pesanti di carattere penale. Certo, vi leggo una battuta mail, che prego. però non è una battuta. Il sindaco, che secondo me reputa di avere la testa ancora più dura della mia, sembra che anche lui in quei pochi minuti che è entrato in galleria, sembra, non so se poi è stata confermata o smentita la notizia, anche lui fosse privo di caschetto. Io credo, ecco, che anche in questo caso, a prescindere dal colore politico, così rimaniamo su un ragionamento generale, motivo in più perché se dovessimo andare anche noi, la politica che in certi momenti dà dei segnali, diciamo così, non proprio entusiasmante, io credo che su questo bisogna assolutamente attrezzarsi, perché francamente non è così piacevole. È corretto. Leggo una mail: buongiorno a tutti, sono passato davanti a Sant'Antonio, ho visto la statua ma non ho visto una targa col nome, mi sono chiesta come fa un turista a sapere chi è. Poco dopo mi si sono fermati degli italiani che cercavano una targa. Che senso ha mettere una statua senza mettere una targa? Grazie, buon lavoro Fulvia. Cioè, a chi hai mandato la mail?
Già, mandata la mail agli uffici. Agli uffici? non presenta, Salvati non presenta più mozioni, si rivolge direttamente agli uffici. Bene, e così mi piace, questo è il modo di... Quando gli altri consiglieri lavorano. No, io non vedo le mail degli altri consiglieri, mi dispiace. L'ha mandata al momento, bene. Cioè nel momento in cui io ho dato l'input, lui ha mandato la mail agli uffici. L'ha dato ai telespettatori. Ma sulle targhe, diciamo, esplicative, eccetera, sì, il telespettatore ha dato il là, d'accordo. Però su questo noi dobbiamo lavorare, ha ragione il telespettatore, ogni Stato dovrebbe avere una spiegazione storica, diciamo, con tanto di date, e usiamo anche qui, lo dico sempre, per i ragazzi anche le tecnologie, un QR code, va bene, ci sta ormai, lo vediamo in ogni città del mondo, perché col telefonino ai ragazzi piace magari, ma non solo ai ragazzi, anche a persone più adulte che ormai lo usano sicuramente, o più anziane, e semplicemente facendo la foto su questo codice si apre il sito internet con tutte le spiegazioni, in tutte le lingue tra l'altro, quindi sarebbe molto utile lavorare su questo, e penso che magari potremmo anche lavorarci assieme. Chi lo sa, no? Salvati, coglie l'apertura di Cason oppure si parla chiude di le targhe, porte? non si parla di statue, si parla di spiegazioni turistiche, insomma. Quando poi dicono possiamo lavorare assieme, cioè io francamente ma abbiamo già lavorato, insomma, ma tutta l'opposizione ci aspetteremo, adesso mi vado certe cose si può. Sull'ultimo consiglio, no? Ci aspetteremo una maggiore responsabilità, ecco, una maggior collaborazione. L'ultimo consiglio fondato sul nulla praticamente, sul nulla. Noi abbiamo parlato 2 ore per niente, a vuoto, su statue, su cose eccetera, che non c'entravano niente con i lavori e i problemi dei cittadini. I problemi cioè i cittadini hanno, non tutti naturalmente, alcuni grossi problemi per arrivare magari alla fine del mese eccetera, e noi perdiamo 2 ore, è giusto che lo sappiano i cittadini, per la statua di Margherita Hack, che è nulla da dire sul personaggio, ma perdere 2 ore in Consiglio Comunale per una mozione assolutamente non mi trovate d'accordo. Poi ne abbiamo perse altrettante su quella dell'Ater da me presentata, dove, se posso, oggi voglio le parole, le vorrei almeno, visto che capogruppo del gruppo misto, una spiegazione. Per poco però ancora. Ancora per poco, ok. Perché poi... Ecco, apprendiamo un'altra notizia, ci sarà... Dopo Cason ce lo dice. Guarda, dobbiamo dare pubblicità, Salvati. Saltano la pubblicità. Ma se vuole riprendiamo il tema dopo, perché secondo me non è un tema da... No, difatti non lo trascuriamo. Breve pausa, ritorniamo tra poco. Eravamo proprio per l'appunto io e il direttore, non presidente, perché quella volta, dove si parlava per l'appunto dell'introduzione dell'ISEE, perché era nel 2017 stato il primo anno in cui viene introdotto l'ISEE, abbandonando quello che era il sistema della dichiarazione dei redditi. Credo che sia stato uno degli ultimi enti, l'Ater, quello che aveva adottato l'ISEE. E ovviamente questo, come ogni riforma, comporta anche l'attacco da parte del centrodestra, che sarebbero stati svantaggiati tutta una serie di persone, tanto che io sono andato in trasmissione allora con la lettera di Adele Pino, segretaria provinciale del Partito Democratico, nella quale si chiedeva alla Santoro, era una mail che era stata mandata alla Maria Grazia Santoro, assessore regionale, di rivedere i canoni a tutti coloro che avevano meno di 10.000 euro di ISEE, tra cui anche i nuclei costituiti da un'unica persona. E così fu fatto. Attraverso dei correttivi si destinarono tutta una serie di risorse per far sì che quelle persone non avessero il rincaro. Il 3 gennaio, quindi così torniamo nel 2022, l'Ater decide di rimodulare, andando in poche parole a prelevare quello che con quel correttivo di 5 anni prima era stato scontato a questi nuclei. Se su un tema del genere hanno fatto una riunione, già il fatto, devo dire la verità, cerco di avere una certa anche riconoscimento, il fatto che un attimo si fermi, la maggioranza fa una riunione tra di loro per capire un attimo cosa fare. Se posso solo una minima interruzione, c'è stato qualche problema di interpretazione tecnica su questo. Se vogliamo dirla tutta, ecco, perché si parlava... Allora, Salvati della mozione cita il termine aumenti, mentre poi, approfondendo, abbiamo capito che non si trattava di aumenti, ma di disapplicazione di scontistica nei confronti di questi nuclei. Quindi mi sarei dovuto aspettare un emendamento. Quindi praticamente è stato tolto lo sconto Santoro.
Esatto. Ecco, e quindi non è un aumento, Non è un aumento, di fatto, è un ripristino della situazione ex ante. esatto, è Però una secondo disapplicazione lei, degli sconti, alle è un po' famiglie, diverso. le famiglie come lo percepiscono? Secondo me lo percepiscono come un aumento, che poi Sì, lei di abbia fatto ragione, sì. consigliere Cason, Grazie, che grazie. tecnicamente non si chiama così, quindi io mi aspetto cosa? Che al prossimo consiglio, che non si sa ancora quando verrà convocato, qualcuno presenterà un emendamento su questa terminologia e che la mozione Indica a me, perché io la devo presentare io, avete tanti consiglieri di opposizione. No, beh, è bello, perché mi ha fatto così è bello col che, dito. è bello che ciò venga. Invece è stato detto, dopo più di un anno che questa mozione è stata depositata e quindi è andata a incidere in fin dei conti quella riforma su diverse persone, quindi in maniera diretta, è stato detto, bene, chiedo da parte del neo assessore Tognoli, che devo dire è stato appena nominato, quindi non ha avuto modo e tempo, anche se sapeva che alla fine sarebbe andata in discussione, è stato chiesto il rinvio della mozione. Questo però non mi si può dire che non è. Ma il una rinvio cosa- è motivato da? per approfondimenti. E cos'è che non va bene? È meglio approfondire una cosa del genere, no? Io cosa ho ribadito? Quello che va approfondito è, diciamolo ai cittadini, è lo stanziamento regionale. Tutto qua. Se c'è Ma chi ha coperta, scelto di togliere si questa procede, se non c'è la copertura coperta del non si bonus? procede. Giunta Federica. La regione. sì, Ecco, ok. diciamolo chiaramente. Assolutamente Quindi sì. noi dovremmo approfondire, visto che siamo in asse anche, no, con la regione per quanto riguarda insomma lo schieramento di centrodestra, sia in comune che in regione, dobbiamo fare degli approfondimenti per capire se c'è copertura di bilancio proprio per Mantenere la applicare scontistica. nuovamente questa scontistica nei confronti di questi nuclei. Quindi questo era il motivo del rinvio, tutto qua. È stata rinviata, mi aspetto quindi, però devo dire, anche in questo noi abbiamo avuto un momento di ilarità per questione, come dire, per non mettere in imbarazzo il consigliere che ha citato lo stanziamento dei fondi e anche li ha citati dicendo guardate non c'è stata non c'è alcun aumento. Ha citato quindi la spiegazione che già, perché Russo aveva già interpellato in Consiglio regionale su questo, è stata data quindi... L'assessore Rosoleni in questo caso? Non credo fosse la Rosolène, credo che fosse... No, forse Ammirante, Sì, perché edilizia, infrastrutture mi pare, no? sì, dovrebbe essere. Ok, vabbè, insomma, poco importa. Che questo consigliere comunale nell'ultimo consiglio per l'appunto ha ripreso non accorgendosi, quindi è stato veramente un momento di imbarazzo che citando quella risposta confermava la nostra ipotesi. Okay. Che quindi si tratta in fin dei conti di aumenti per queste persone che già sono persone bisognose, disapplicazione di della sconti norma, che devono essere eventualmente coperti da con uno altri stanziamento fondi. di bilancio regionale. Perfetto. Più o meno quanto? Si sa? L'importo totale dello stanziamento che ha coperto questa... No. Non si sa. Però si chiede, si approfondisce e si chiede ai regioni. approfondiamo. Quanti soldi avete messo per coprire questi affitti? 5 Perfetto. milioni, li rimettete? Ne Bene. mettiamo 4, perché non ne mettete 5? Cioè, questo è un Benissimo. approfondimento, no? Però, guardi, alcuni ci stanno anche del nostro popolo, e dopo veramente chiedo scusa per essermi dilungato, ci sta dicendo, signori, ma voi a volte spesso fate anche le proposte al centrodestra, ed è vero. Cioè non solo, uno sospetta che l'opposizione dica soltanto, non so, che proposte? questo non va, arriviamo alle proposte, questo non va, questo non va, di Margherita. ma spesso, e attorno al punto, se noi dobbiamo anche indicare la cifra che sarebbe da mettere, scusi, allora andiamo a governare, no, facciamo sia l'opposizione che la maggioranza. No, non dicevo la cifra, ma quant'era però il concetto è il quello. totale, no? No, non lo ricordo. Viene detto, viene tolto uno tematiche sconto. va bene, ecco, sicuramente, però poi anche tecnicamente, anche se noi siamo politici, dobbiamo vederci chiaro. Certo, bisogna fare in modo che... Qualcuno dice ma potevamo già approfondire prima, sì, no, e che d'altra parte non si sa mai quando vengono trattate queste mozioni. Noi abbiamo fatto questo consiglio comunale ultimo con delle delibere col parere favorevole, siamo andati via molto veloci e poi ci siamo trovati direttamente sulle mozioni. Forse bisognerebbe organizzarci nel senso che il prossimo consiglio comunale facciamo sulle mozioni, ci prepariamo su quello, perché dopo effettivamente tanto È una tempo... notizia questa. Attenzione, No, sta lo scoprendo dico- il fianco del suo
Presidente. Nel senso che secondo me bisogna lavorare sulle emozioni, non si possono lasciare nel cosiddetto calepino, cioè nella lista delle emozioni, sicuramente dobbiamo affrontarle, ma io sono perfettamente d'accordo. Sto per piangere, ma non posso, sì, ma lo vedo con gli occhi lucidi, lo vedo, ecco. E da un anno e mezzo che stiamo chiedendo questo? Ecco, però no, scusa un attimo, un anno e mezzo noi abbiamo avuto fino adesso delle delibere molto importanti, bilancio, rendiconto, le ultime sulle entrate, sulla nuova ILIA ex IMU, cioè abbiamo avuto delle delibere importanti. Potremmo fare qualche consiglio in più. Adesso vediamo se ci sarà. Va bene, potete chiederlo, il Presidente del Consiglio Comunale penso sia disponibile, il vostro capogruppo lo chieda pure in conferenza dei capigruppo eventualmente, cioè ci sono gli strumenti, no, per chiedere un Consiglio Comunale. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Pronto? Prego. Buongiorno. Buongiorno. Non so chi sono i signori, ma penso che lo intanto diciamo quello che vogliamo. Allora, volevo chiedere a questi signori, questa amministrazione di Trieste che insiste di fare l'ovovia. Sì. Ecco, allora io volevo chiedere a questi signori, ma io volevo, prima di morire, ho 77 anni, prima di morire volevo fare un giro sul tram di Officina. Quando lo farò? Arriverò a farlo? Non lo so. Ecco, e poi quella questione dell'ovovia. L'ovovia è una cosa che non serve a niente, perché io e come tanti altri cittadini non andrebbero mai a farsi il giro sull'ovovia, perché rischiare di rimanere appeso alla cosa, con la bora e col brutto tempo, io non ci andrei mai. Ecco, riguardo invece i parcheggi a Trieste, i parcheggi a Trieste, se vorrebbero farli, posto non ce n'è a Trieste e in città, allora farebbero i parcheggi a Sistiana, i turisti vengono a Sistiana e vengono a Trieste in Piazza Unità con il Delfini, 1, 2 o 3 o 5, quando ne servirebbero. Li porti a Trieste e li vai a fare il giro del Golfo col Delfino. Correrebbero di corsa tutti, perché in Alta Italia per fare un giro sul Delfino non c'è altra soluzione che fare, perché se no si fa il lago per una padana, ecco, e quindi fare i parcheggi. Va bene. E fare i parcheggi e portare macchine a città è meglio no. Allora a questo punto fanno la Sistiana e viene giù del Delfino. Ecco, a quel punto poi Trieste c'è una città che ha 200.000 abitanti e ci sono 2 o mi pare 3 centri civici che poco funziona, perché per fare un certificato d'anagrafe aspettato 20 giorni. Un'altra cosa, per fare per sistemare l'ovulo al cimitero di Sant'Anna, mia moglie aveva chiesto, è morta il 17 di febbraio, aveva avuto espresso volontà di farsi cremare. Abbiamo aspettato 20 giorni per farsi cremare, mentre a Monfalcone, un anno e mezzo fa è morto due persone che conosco, il papà e mamma del mio genero, e allora ho fatto il funerale oggi, il giorno dopo ho fatto la cremazione. Okay. A Cervignano, che è un paese piccolo, e ci sono due forni crematori. A Trieste uno solo perché diceva non serve l'ovovia. Ecco, adesso un'altra cosa, per fare la pietra di marmo davanti all'ovulo, a Trieste la Acegas, ex Acegas, che qualcuno mi ha detto che c'è rimasto il 2% delle azioni del comune e quindi non detta legge sulla cosa fare, cosa non fare. È possibile mai che
un cittadino di Monfalcone che fa il marmista venga a Trieste e deve pagare 1.500 euro per poter lavorare al cimitero? È mai possibile? Questa non si chiama mafia, come si chiama? Come si chiama? Sì, abbiamo perso un po', guardi, abbiamo perso un po' il filo, adesso cerchiamo di rispondere bene o male a tutto, grazie, perché siamo passati dal tram all'Ogovia, ai parcheggi, ai collegamenti via mare, al cimitero e a un marmista, al forno crematorio e ho finito il tavolo. Quindi allora, sul tram di Opicina, se possiamo dare insomma, qualche notizia, i lavori sono terminati essenzialmente. Io passo quasi ogni giorno per andare a Opicina, vedo che le banchine sono state realizzate, anche per quanto riguarda disabili, sono stati realizzati gli innalzamenti, insomma è tutto pronto, la linea aerea elettrica è pronta. Manca qualche carta, qualche autorizzazione, c'è stata qualche prescrizione ancora da parte delle autorità, il Comune di Trieste sta provvedendo ad adeguarsi a queste prescrizioni e quindi dovrebbe essere imminente perché i lavori, va detto, sono terminati. Cioè noi vediamo già il tram di Opicina in questi giorni muoversi, fare dei collaudi, fare dei test, quindi diciamo che ormai ci siamo, è tutto pronto ed è tutto nuovo poi. Bisogna considerare anche questo, che per i prossimi anni dovremmo stare tranquilli, per quanto riguarda rotaie, traversine, macchine, eccetera, eccetera. Quindi su questo, Ovovia, il tema sicuramente è molto vasto e di interesse attuale, naturalmente, però da approfondire sicuramente tanto, perché adesso abbiamo appunto sentito di un vincolo che è stato posto per quanto riguarda la valutazione di incidenza ambientale a cura della Regione. Sono state poste delle questioni su cui il Comune sta lavorando e mi sento di rispondere, insomma, non solo al telespettatore ma a tutti i triestini, insomma, che ci stanno ascoltando, che non è che ogni opera o ogni ciambella nasce col buco, ecco, usiamo questo termine, purtroppo c'è la burocrazia di mezzo, ci sono sempre dei vincoli, li ha posti sicuramente la Regione, è una questione molto delicata quello del passaggio chiaramente sul Bovedo, per quanto riguarda il vincolo Natura 2000 e su quello si sta lavorando, però io vorrei ricordare anche che qualcuno ci ha messo la pezzetta sull'abbattimento della Tripkovic, io ricordo le parole del nostro sindaco Roberto Di Piazza, proprio mi pare qui a Tele4, quando disse comunque noi lavoriamo nel portare avanti tutti assieme la demolizione della Tripkovic e così è stato fatto, quindi il vincolo è stato rimosso e io auspico che venga rimosso anche questo vincolo, anche perché rischiamo di perdere fondi, 62 milioni di euro PNRR, quindi i tempi sono molto stretti, bisogna veramente mettere i piedi sull'acceleratore. Salvati. Mettere i piedi sull'acceleratore. Sì. Diciamo che su alcune opere il piede andava messo già da mo', no? Io credo che sia chi di noi conosce, e non è solo una questione di viabilità, è anche una questione di viabilità, tutte le persone che ormai come dire, per andare da una parte all'altra della città, non potendo utilizzare la galleria di Piazza Foraggi, devono fare altri giri, ma c'è anche tutta una serie di attività commerciali. Io francamente credo che avrei tentato la causa contro il Comune se fossi una delle attività di tutta la parte, non so, o di via De Roncheto, tutte quelle che si trovano, che hanno subito, e lo dico con cognizione di causa perché alcuni di loro li conosco bene, che hanno subito una forte diminuzione del loro lavoro e quindi della loro fatturazione e quindi dei loro profitti. Speriamo che anche la galleria, quindi non solo il tram ma anche la galleria di Piazza Foraggi, come diverse volte annunciato che ormai siamo giunti al termine, che in effetti, se non in estate, perché quando mi si dice siamo giunti al termine io mi aspetto, almeno per l'approccio che ho, vuol dire non dico domani ma almeno dopodomani, ma che almeno con settembre
Ok, così veramente cerco di andare lungo e di essere generoso con la maggioranza di centrodestra, si possa veramente rivedere il tram e la galleria. Dopo sarebbe bello capire sull'ex fiera almeno avere un responso, perché nel momento in cui, e lo dico che poi si dice ormai non è più tema nostro, ma nel momento in cui iniziano ad esserci dei problemi sanitari, e con la presenza dei ratti ci sono dei problemi sanitari, allora sì che il sindaco, chi per esso, può interrogare la proprietà per capire a quel punto anche l'intenzione della proprietà stessa. Spero che venga fatto anche questo e che tutta una serie di incompiute vengano finalmente risolte. Per quanto riguarda Dopovia, io l'ho sempre detto all'inizio, io non ho una contrarietà a priori perché ritengo che con i flussi turistici che ci sono oggi a Trieste, a tutti gli effetti, se presso poi una volta giunti Opicina e quindi tutta quella zona vengono costituiti degli contenitori museali e soprattutto sull'impianto ambientale ho una certa attenzione, posso dire, per l'ambiente, che cerco ogni giorno di portarla avanti, ma so anche, perché ero presente, che quando è stata fatta la grande viabilità, l'impatto ambientale che c'è stato con la grande viabilità è stato molto più impattante e importante di quello che prevede la cabinovia, e oggi pensare di non avere più la grande viabilità è fuori da ogni discussione. E sono due consiglieri del Partito Democratico contrari alla cabinovia. La mia intanto sono state date delle rassicurazioni in una commissione che abbiamo fatto, mi pare fosse una preconsiglio, dove erano presenti anche gli uffici tecnici, che ci hanno rassicurato invece su quello che per me è il dato più importante, ovvero che la struttura e il sistema sarà capace di autogestirsi, e quindi non graverà in alcuna maniera sulle casse dei contribuenti. Per me questa è la preoccupazione principale. Laddove questa preoccupazione a quel punto con i fatti dovesse non sussistere, per me nulla osta. Poi c'è un aspetto in più che lei ha già sottolineato, quello di Opicina, cioè arrivati lì un conto è trovarsi un posteggio, un conto è trovarsi un contesto, servizi, trasporti, non ha senso di esistere, punti di interesse. Ricordiamo un ordine del giorno che è stato approvato, presentato come primo firmatario sottoscritto, per portare la cabinovia a Montegrisa. Noi crediamo molto che debba essere realizzata una linea di trasporto cabinovia verso Montegrisa. Perfetto, in più arrivato a Opicina, però ci deve essere io personalmente l'avrei fatta direttamente a Montegrisa, però diciamo che scusami se abbiamo l'uscita delle autostrade, abbiamo dei posteggi già pronti, realizzati. È solo Montegrisa però. Ecco, dovremmo eventualmente modificare, variare il regolatore, perché comunque dopo dovrebbe essere creata tutta una zona chiaramente di servizi circostanti, perché va da sé che vicino ad un impianto sciistico, come di risalita, come di trasporto pubblico come questo, nascano dei servizi, vuoi residence, vuoi alberghi, vuoi bar, ristoranti, insomma servizi e anche collegamenti con le ciclabili, naturalmente le Carso. Ecco. Sì, ma devi fare anche dei contenitori espositivi, devi prevedere dei musei, puoi prevedere anche, deve essere un qualcosa di fortemente attrattivo, perché senza nulla togliere a Montegrisa, che mi sta anche particolarmente noi stiamo lavorando su questo anche come gruppo, diciamo che oggi si chiama misto, ma misto soltanto di nome. Stiamo lavorando proprio perché abbiamo già iniziato appunto mesi fa a lavorare su questo argomento, quindi portare la cabinovia. Ma cosa significa portare la cabinovia a Montegrisa? Innanzitutto individuare a livello europeo un asse finanziario di copertura, perché senza soldi chiaramente non si può fare nulla. E parliamo sempre di qualche milione di euro. Era una domenica di febbraio, mi ricordo che ero su Lussari e chiamai il sindaco, che credo non smentirà quanto sto per dire, e gli dissi: Roberto, francamente, prova a ipotizzare anche la pista di sci come a Dubai coperta sotto la cabinovia. Dai. Ci facciamo una risata, però l'idea fosse una cosa seria. No, però l'idea deve essere sicuramente quello di avere, perché altrimenti non ha senso. Avere qualcosa. Avere assolutamente è più di qualcosa. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Pronto? Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Buongiorno. Sì. Allora, io volevo dire due cose.
Prima di tutto volevo dire a Salvati che mi ha fatto un po' ridere il manifatturiero nel Portovivo. Dopo ci Ho ritorniamo. pensato subito che si poteva aumentare l'occupazione femminile per assunzioni delle sessualotte, perché parlare di Varsila, della crisi della Varsila e pensare a Portovivo come manifatturiero, insomma, mi sembra un po', Brava, così. Concordo. Poi a Cason invece volevo dire un'altra cosa. Si parla tanto di Cittadella dello Sport a Portovivo. Io volevo sapere, sarà gratuito o a pagamento? Bella domanda. Perché non credo che sarà gratuito. I ragazzi hanno bisogno di sport, sono d'accordo, ma non tutti hanno le famiglie che possono permettersi i costi dello sport oggigiorno, perché Cason, lei lo sa, qualsiasi società che prende in mano un campo o d'altro metterà la tariffa e invece per me lo sport dovrebbe essere veramente libero per tutti i ragazzi che vogliono occuparsi di questo. Grazie. Grazie signora, sono completamente d'accordo con lei. Sull'ultima magari osservazione della telespettatrice, vorrei soltanto ricordare come alcuni impianti necessitano di manutenzioni e altri no. Ad esempio una pista di skateboard o da skateboard non necessita di grosse manutenzioni, quindi potrebbe essere ipoteticamente un impianto ad ingresso libero, da come la vedo io. Cioè non servirebbe concederlo a qualche società per poi far pagare un biglietto, anche perché sappiamo che tutti i ragazzi che praticano questo sport posseggono uno skateboard e quindi si recherebbero in Portovivo con il loro skateboard, insomma, non devono noleggiare, non c'è niente, noleggio, insomma, non c'è nulla, ecco, rispetto ad altri contesti. Magari si può affiancare qualcuno che noleggia, ma è un privato che si mette a disposizione. Esatto, questo sì, però secondo me quello dovrebbe essere un impianto libero. Poi nel rendering ho visto impianti di basket, anche quello può essere libero. L'abbiamo visto, ad esempio, non so, in Piazza Carlo Alberto io mi sono occupato ad esempio dell'illuminazione pubblica serale, perché i ragazzi durante l'inverno volevano giocare un po' di più, allora l'abbiamo realizzata, quindi sono entrato un po' nel contesto degli impianti liberi, cittadini, sportivi. E questo però ricordo, siccome ho visto il rendering, che ci sarebbero anche 6 campi, devo dirlo, di padel tennis, quegli impianti invece necessitano di manutenzione, perché lì ci sono vetri, ci sono comunque dei manti che devono essere mantenuti, quindi forse su quegli impianti là, io non lo so, potrebbe essere chiesta una tariffa. Oltre a questo sono impianti, lo dico perché sono maestro, insomma lo sapete, maestro di padel. No, ma lo sai, scherza. Non ecco, faccia finta di lo niente, sa bene, Salvati. Ma ha già chiesto una lezione l'amico Salvati, insomma gliela concederò gratuitamente. Pagherà solo il campo, eventualmente pagherà solo il campo eventualmente, ma perché? Perché proprio i campi necessitano di manutenzione continua e lì chiaramente forse non so se il comune potrà a fondo perduto coprire queste spese di manutenzione. Forse un minimo di biglietto la ci vuole, perché io ricordo che in questo momento un noleggio di un campo costa attorno a 12-15 euro all'ora a testa, a persona per un'ora e mezza, mentre in Spagna costano attorno ai 4 euro a testa. Ma ce ne sono migliaia chiaramente in Spagna, anche a Roma ce ne sono 1000 e si stanno abbassando i prezzi in questo momento. Quindi siamo appena partiti a Trieste con questo sport innovativo, però ritengo che quegli impianti, proprio per motivi anche di sicurezza, debbano essere in qualche modo presidiati. Ok, dobbiamo andare in pubblicità, 8:30, tra poco. Andiamo in diretta con Sveglia Trieste, 8:33 minuti, in compagnia di Luca Salvati, consigliere del Partito Democratico, Roberto Cason, consigliere del gruppo misto di maggioranza. È d'accordo con l'analisi di Cason sui campi sportivi futuri del Portovecchio? Sul tema dello sport io credo che questa riflessione appunto fatto dal consigliere amico, addirittura oggi mi slancio nell'amico. Maestro, 3 appellativi, via. Cason. Amico politico, si può dire, ecco. Ci sia e debba essere, debba essere poi la metodologia da adottare. Allora, andare ad adottarla laddove non esiste
è più facile ovviamente, certo, perché crei le condizioni nuove. Laddove invece c'è già un percorso avviato e quindi nel tessuto triestino, ovvio che là dopo se provi ad andare a toccare qualcosa è inevitabile che all'inizio trovi delle resistenze, però in quest'ottica io mi trovo assolutamente d'accordo. Credo che laddove si possa, non sono tante le situazioni dove si possono lasciare i campi o comunque le strutture completamente gratuite, perché lo stesso viene prevista una manutenzione, ma lo sport, essendo assolutamente per il benessere della comunità, là sì che il pubblico deve intervenire in maniera importante, perché gli aspetti benefici, credo che non serva che io e il consigliere Casano oggi siamo qua a ripetere gli aspetti benefici dello sport su tutta la comunità, su quello che è, e anche come vediamo, è inutile, oggi vediamo tanto quelle che sono state le conseguenze del Covid, quando leggiamo di certi momenti non solo di aggressività, ma anche da una parte di aggressività, ma non dimentichiamo anche i down che hanno molte persone. Lo sport è sicuramente benessere, endorfine, e poi vuol dire anche rivolgersi il meno possibile alla struttura sanitaria e quindi gravare anche meno. Quindi è un circuito assolutamente virtuoso che dobbiamo cercare di alimentare il più possibile. Ovvio che su altri sport, quindi i primi sono quelle strutture che possono essere all'aperto, e favorire tanto, perché è stata una buona intuizione aver fatto quelle, io le chiamo delle piccole palestre all'aperto come quella del Ferdinandeo, dove quella anche a Barcola, dove i ragazzi vanno ad allenarsi. Francamente a me piace vedere dei ragazzi che si allenano sulle sbarre, sulle attrezzature, almeno a me dà energia, sì. È un bel vedere. Credo che quelli non assolutamente debbano rimanere, e non solo quelli, si diceva prima, lo diceva così il riconoscimento del consigliere Casano sulle skate park, sui campi di basket, mi trovo assolutamente favorevole. Poi ci sono altre che inevitabilmente, quelle che richiedono una manutenzione costante e onerosa, che qualcosa minimo di rimborso per andare a pari, almeno, no? Per andare a pari, senza lucro, ecco, diciamolo, ecco, non ci deve guadagnare nessuno su questo. E volevo soltanto aggiungere, se posso, che sarà molto importante avviare delle relazioni, delle convenzioni, meglio, con enti no profit per l'organizzazione di summer camp durante l'estate, chiaramente, dentro questi impianti, ma anche con i ricreatori, con le scuole, fare molta scuola, ecco, bisogna fare scuola sportiva, questo è importantissimo, cioè i ragazzi devono iniziare già da piccoli a entrare negli impianti sportivi, e hanno la scelta veramente, perché si parla di basket, di skateboard, di volley, di tennis, padel, calcetto, cioè veramente dobbiamo mettere a disposizione dei ragazzi patinaggio, tutti gli sport praticati, insomma, normalmente. Una forte richiesta allora, negli ultimi anni, se proprio vogliamo fare un'analisi, io vedevo, essendo cresciuto e stando ancora vicino a Melara, io ricordo che nell'oratorio era perché spesso le parrocchie erano sicuramente le prime strutture che avessero l'oratorio ai vari campi, eravamo anche la sera, da maggio fino a settembre si chiedeva al parroco: ci lasci l'illuminazione anche serale per andare a giocare. Ci sono stati penso fino al primo del Covid, noi guardavamo questi campetti e dicevamo: ma perché questi ragazzi non vanno? La PlayStation, tutta una serie di cose, sicuramente lo smartphone. Adesso invece ultimamente devo dire che si sta registrando una rinascita, vedi nuovamente i campi, quindi se dobbiamo proprio prendere delle positività del Covid, questa a mio avviso è stata una positività, il fatto che ci sia nuovamente la volontà di uno sport, cioè di fare attività all'aperto, e quindi davanti a questa richiesta l'ente pubblico deve assolutamente rispondere prontamente. Se posso, dopo mi collego a quello che appena detto sul verde all'aperto. Buongiorno. Sport all'aperto. Buongiorno, pronto? Pronto? Sì, prego. Ah sì, buongiorno a voi. Buongiorno. Senta, sto ascoltando qua il dialogo fra i due consiglieri, e ascoltando Cason, il signor Cason, è la seconda volta che sento usare, a proposito del tram di Officina, la parola disabilità. Allora, mi ricordo quel servizio che è stato veramente comico del sindaco di Piazza durante la campagna elettorale, seguito dal nostro giornalista Paladin. Come si chiama? Paladin. Il Paladin, sì, il quale lo seguiva per le rotaie del tram 2 anni fa, mi sembra che era campagna elettorale, dove gridava: guarda qua, fatto, finito.
e le rotaie erano appena appoggiate al suolo e Paladini li correva dietro col microfono, mi ricordo bene questa scena. A un certo punto il sindaco addirittura diciamo la fermata dopo l'obelisco, 2 fermate dopo l'obelisco, addirittura indicava una pedana per disabili, guardi qua, pedana per disabili, pronta, ma per andare con lo skateboard, non ho capito per cosa, come serviranno per lo skateboard queste pedane disabili che sono state fatte dalla stazione di Opicina che vanno verso l'obelisco, perché chiedo al signor Casò, a chi serve la pedana disabili riguardo il tram di Opicina, visto che sul tram di Opicina non si sale neanche con le stampelle, non con una carrozzina. Dunque prima di costruire tutto quell'armentario che sarà una pista da skateboard, perché io già vedo i giovani che la usano come tale, a cosa servono che vi riempite così d'onore di aver fatto diciamo l'accesso per disabili? Per andare dove? Per andare dove? Mi risponda solo questo. Per andare dove? Per visto che sul tram di Opicina non salgono i disabili. E questo sarebbe una bella vergogna di tutti, l'ho ripetuto molte volte perché io vivo in un posto turistico dove arrivano molti turisti che chiedono dei tram, non parlo dei ritardi, adesso non mi interessa, che sono accompagnati magari da persone disabili. Bisogna dirgli che sul tram di Opicina non si sale con disabilità. Chiuso, grazie e buona giornata. Grazie, c'è un problema legato alle carrozze per quanto riguarda la disabilità, cioè le persone diversamente abili, ovvero le carrozze sono vincolate e quindi non è possibile fare un intervento di aggiustamento della pedana di salita a bordo proprio perché c'è un vincolo riguardo il fatto che è una vettura storica. Questo impedisce la piena fruibilità per le persone diversamente abili. Perché io comunque passando anche per vicina ho notato che sono stati realizzati, prima non esistevano, questo era il mio appunto, degli innalzamenti delle banchine in modo da renderle allineate all'entrata del tram, per agevolare. Ecco, non è forse un vero e proprio superamento delle barriere architettoniche, sono d'accordo con il telespettatore, però comunque è un inizio. Se è vero che poi ci sono dei vincoli sulle carrozze, chiaramente lì non si può fare nulla, ecco. Però qualcosa almeno a livello di banchine, di opere stradali è stato fatto, ecco, questo non si può dire. Ecco, no, volevo soltanto collegarmi alla questione del, se possibile, dello sport all'aperto, che a me trova perfettamente d'accordo, specialmente della primavera, insomma, fino a settembre-ottobre, no, dell'anno, dove ricordo presentammo una mozione sulla questione della pineta di Catinara. Io, studiando un po' la questione della compensazione del verde, trovai proprio nell'accordo di programma l'obbligo di compensare eventualmente il verde in questo asportato o diminuito in alcune zone, no? Che riguardano l'accordo di programma di Catinara. E quindi cosa abbiamo detto? Sarebbe possibile quindi compensare con piantumazioni e con impianti anche, no? Percorsi igienici o passeggiate eccetera, il Montebello. Lì è tutto da fare. Stavo parlando, discutevo... Davanti all'ex Zazzaron. No, quella è la famosa area ex... Cantiere Collini. No, stavo parlando proprio del Montebello. È prevista la compensazione in quell'area là che dicevi tu, ma anche sul Montebello, che in questo momento veramente risulta proprio quasi abbandonata quell'area. E lì bisognerebbe trovare invece un asse finanziario. Sopra l'ippodromo in pratica. Prego? Sopra l'ippodromo. Sì, il Montebello, proprio il monte, dove 4 cammini per intenderci. Ecco, il Montebello va bene. Quei 4 cammini ci ha aperto finalmente. Ecco. È chiamato, i piazzini lo ricordano come 4 cammini, e allora lì si potrebbe lavorare per creare dei percorsi e compensare eventualmente il verde, ed è un bel monte quello, una bella zona dove veramente poter realizzare questi percorsi, secondo me. Ecco, meglio forse della parte un po' a valle dell'ex Collini, secondo me, perché quello è un monte. Salvati. Scusi, l'ho chiamata Salvini. Chiedo scusa. Non volevo.
non chiamare, avevo il Corriere della Sera davanti, c'era scritto Salvini, va a visitare Berlusconi, l'ho chiamata Salvini. Io Salvati, non è un meme, era una foto vera di una persona di colore che aveva un cartello dove c'era scritto più Salvati, meno Salvini, quindi sarò legittimato ad inviarlo. Ma ci sono anche Salvati. gli uomini, come dicevo l'altra sera a Luca, uomini salvati, mezzi salvati, uomini avvisati, mezzi salvati. No? Prego, Salvati. Si divertono così? Sì, ma si io, divertono. Ci si diverte con poco. Sì, Salvati, prego. Poi abbiamo una sullo telefonata. sport sul Montebello, io credo che l'area dell'ex cantiere Collini, però, a prescindere dal Montebello o meno, non possa francamente essere, non so, è per quello che c'è un problema di espropri di dove su Montebello non ci sono ed è area comunale. Stiamo parlando del fatto che a breve andremo a destinare, perché questo fa la politica, un avanzo libero che si attesta, se non sbaglio, avanzo libero per il terzo anno a quasi 9 milioni di euro, dove carte alla mano, quindi mail degli uffici per effettuare l'esproprio, perché ahimè ormai fa le mail degli uffici, non fa più le mozioni Salvati, abbiamo preso oggi, sono mail e telefonate direttamente al sindaco del Monte Lussari, cioè veramente è incredibile. Vedo, di cui io anche devo dire, nel fatto che spesso nel centrodestra, adesso sempre meno, però ci sono sempre stati, soprattutto dopo l'avvento di Berlusconi, imprenditori, quindi gente un po' dinamica. A me dispiace quando vedo che fanno dei ragionamenti del tipo cioè Salvati, adesso manda la mail, fa tutto, fa sia le mail che le mozioni, fa tutto, no, tutte, anche delibere, si fa quello e l'altro. Bravissimo. Ecco, a me dispiace questo è un modo di lavorare. Entrano ormai in questa logica a compartimenti stagni. Telefonate, mail e mozioni. Sì, se si vuole fare bene, adesso sono serio, se si vuole fare bene, secondo me, e rappresentare la propria città per il mandato che è stato affidato, ci si dà da fare il più possibile. Devo testimoniare comunque in Consiglio Comunale che il consigliere Salvati è uno che lavora e uno con cui ci si può confrontare. Questo sì. Ha visto? Sì. Ogni tanto una carezza dopo il bastone, bastone carota. Sentiamo una telefonata. È vero. Buongiorno. Pronto? Una piccola domanda. Sì. In campagna elettorale tempo fa il nostro amatissimo sindaco promise una SPA per definirla, per parlare non della piscina terapeutica, in questo caso non voglio far polemiche, ma di una cosa che fa star bene tutti dopo lo sport. Porto Vecchio? E in realtà anche fa parte dello sport, perché appunto uno che fa la sua non brava nuotata e poi si rilassa. Ecco, mi chiedevo se fosse prevista in qualche luogo, possibilmente vicino, per noi persone che non possediamo un mezzo proprio per andare in Slovenia, ahimè, se fosse prevista in qualche luogo una SPA. Vi ringrazio, vi auguro una buonissima giornata. Grazie a lei. Vero. Sì, ricordo bene che c'è appunto nel programma elettorale di centrodestra, quindi a sostegno del sindaco di Piazza, appunto la doppia realizzazione, cioè la ricostruzione, l'abbiamo inserita nel programma elettorale, dell'attuale piscina terapeutica acquamarina, è prevista la demolizione a breve, 2, la realizzazione di una SPA anche terapeutica all'interno del Porto Vecchio. Su questo chiaramente nel momento in cui non ci sono soldi pubblici, andrebbe individuato un imprenditore privato che sostenga le spese, a cui appunto concedere l'area magari con una concessione ultradecennale, naturalmente, visto considerato l'investimento ingente che andrebbe a fare questo imprenditore. Si parlava di un'accordata, di un qualcosa di spagnoli, eccetera. In questo momento non ho notizia, ma bisognerà ritornare sulla questione, perché effettivamente è una promessa che abbiamo fatto agli elettori. Non si può andare distanti, no, da Trieste nelle SPA, come diceva la telespettatrice, slovene, quando potremmo realizzare un impianto a Trieste, perché non in Porto Vecchio. L'abbiamo previsto nel programma, ma necessitiamo di importi insomma considerevoli per questo. Leggo delle mail, Salvati, poi le do la parola. Buongiorno, l'unica differenza con Trieste e Capodistria è che non ci sono gli ospiti, nonché elettori del PD di Piazza Libertà. Buona giornata. Questo viene detto da un telespettatore in merito al fatto che a Capodistria non ci sono le quote di richiedenti asilo, evidentemente, che a Trieste viene indicato il PD come responsabile di questo. Salve. Mi viene da dire, probabilmente è vero, se andiamo a vedere
I dati, probabilmente ha ragione il telespettatore. Salve, siccome fare arrivare i passeggeri delle navi in centro città per far imbarcarli ed inizio crociera mi sembra una follia in quanto intasano le rive, non è che sia utilizzabile per tale scopo il canale navigabile? Non peraltro, ma in quella zona non mancano né i percorsi per arrivare né i possibili posteggi da utilizzare, quindi dislocare le navi altrove. Salvati? Allora, navi da crociera. Navi da crociera. Un canale navigabile. Le navi da la domanda del telespettatore, l'ho letta paro a paro. Navi da crociera altrove, allora francamente a me piace vedere, quando però iniziano ad essercene due e con una certa costanza, in effetti un po' come, scusate il ragionamento un po' sintetico, è come quando si sceglie un arredamento, a mio avviso però abbastanza impattante, e dopo un po' rischi di stufarti. Secondo me vederne ed è successo lo scorso anno, vederne spesso due davanti Piazza Unità, a volte sì che in effetti alla lunga può essere pesante, quindi l'idea di trovare un'altra collocazione a mio avviso ci sta tutto, almeno per far sì che non ce ne siano due e la seconda possa a tutti gli effetti attraccare altrove. C'era il tema della SPA. Allora, sul tema della SPA, mi meraviglio che qualcuno, a partire dal sindaco, non abbia già detto: signori, è stata fatta l'oasi sul confino di Rabuiese e quindi è stata fatta la nuova SPA, l'oasi, e quindi siamo a posto. Questo no, perché spesso non conosco vabbè. Hanno fatto la nuova SPA vabbè. Sul confine di Rabuiese. Ma chi l'ha fatta? Privato? No, il privato, esatto. Però mi sarei aspettato, come dire, il privato ci ha aiutato facendo, e quindi abbiamo un problema in meno. Programma elettorale realizzato. Esatto, perché loro sono molto bravi, sono molto bravi in questo. Ci ho detto, è vero quello che diceva poco fa il consigliere Casanova, ma voglio anche ricordare che noi un po' meno di un anno fa, perché era a luglio, se non sbaglio, una delle ultime commissioni che abbiamo fatto, siamo andati presso i bagni di Via Veronese, che sappiamo essere stati i bagni storici e rappresentativi, tornando quindi importanti per la nostra città per una gran parte del tempo. Io credo che è venuto fuori, poi anche parlando con i tecnici, ad oggi non c'è un finanziamento, se ricordo bene, su quei bagni. E si parlava, io ho detto: ma scusate, i tecnici dicevano ovviamente con le strutture di oggi, con le modernità di oggi, rimetterli a posto. E una delle domande che io posto e faccio: sì, e poi eventualmente però bisognerebbe avere anche il parcheggio, perché non dimentichiamo. E loro mi avevano anche risposto che là da quelle parti c'è. A me in questo momento sfugge, sì, da quelle parti vuol dire comunque a un 5 minuti di distanza a piedi. Non c'è posteggio. Io credo che anche riprendere quei bagni là e in completo stato di abbandono, siamo andati a visitare, abbiamo visto la situazione, e molti telespettatori sicuramente si ricorderanno della funzione che hanno svolto nella nostra città. Quella potrebbe essere anche un ulteriore quindi riqualificare i bagni di Via Veronese. Riqualificare i bagni di Via Veronese. Con anche però l'annessione di posti auto da qualche parte. Non è una zona facile quella, non perché è pensabile, le scuole, però le stradine... non è equiparabile ad una SPA vera e propria, una cosa del genere, turistica. Cioè è un in più. Mi permetta, non è per darle del... Francamente, è mai andato a vederli? Mi può anche dire di no. Ma tanti anni fa ero veramente la struttura, piccolo, io non ero mai andato. Da fuori sì, dentro tanti anni fa. Non ero mai andato e devo dire, mi ha... ecco, magari se potete fare un servizio... Ricordo che c'erano bagni turchi, c'era qualcosa del genere, ricordo anni fa. Mi ha impressionato la potenzialità che potrebbe avere quella struttura. Sì, però non c'è parcheggio, siamo in una zona abitata. Questo è il punto. Abbiamo tanta area in Porto Vecchio. Probabilmente se c'è qualcuno che impiega dei denari per farla, perché no? Per fare un'operazione di quel tipo vale la pena farla ovviamente solo se c'è poi la possibilità no, di parcheggiare. Ovvio. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Prego. Si senta una cosa, è tutta un'altra cosa di quello che parlate adesso. Volevo parlare dello stato del marciapiede a Roiano, sotto i volti di Roiano, tra via Santa Teresa e via Sattuari, davanti il chiosco, proprio sotto il volto, davanti il chiosco della verdura, quando è pieno di buche, e quando piove c'è un lago lì davanti. Quando faranno questa cosa, vedranno questa cosa, il comune,
altro che parlare di omofobia, prima ci scappa il morto, prima o dopo, persone anziane. Veramente il marciapiede, provi a guardare con quello, vedrai che il marciapiede è veramente in uno stato pietoso. Sì. E dopo una cosa che ho detto tante volte, non si sente. Come? In fianco alla sacrestia della chiesa, come sotto i gradini per entrare in sacrestia, a un palo della luce da anni legato a una bicicletta verde, ormai in stato comatoso, tutta rugine, che nessuno provvede a muoverla. Ma quale chiesa? Che non si è sentito? Non so, sempre quella di Roiano. Sì. Sempre quella di Roiano? È lato della chiesa di Roiano, è lato della sacrestia, di fronte al numero 7 di questa tre rivi. Praticamente. No, strano che il regolamento di polizia anche prevede la rimozione delle biciclette abbandonate, forse non l'hanno individuata. Da prima no, sì, ho capito. La bicicletta verde, il telaio verde, almeno era in origine. È da tanto tempo lì. Sì, è da tanto tempo lì, sì, anni addirittura. Ho detto, telefonato anche alla sala dei vigili della polizia locale, ma non ho seguito niente. Niente. Va bene. Ok. Quelle due cose. Specialmente quel del marciapiede, mi raccomando, insomma. D'accordo. Andrebbe infiltrato da via Santa Teresa a via Saltuari di fatto. Ecco. Va bene, potrei dirle grazie. Allora, grazie qua vicino assieme a Roiano, qua vedo delle bici agganciate a delle ringhiere a gennaio del 22, non so se sono queste, non vedo colori verdi. No, proprio sotto i gradini della sacrestia proprio. Non so se ci si arriva anche dalla mappa, questo è il discorso. Qua altre bici nella zona ci sono diverse bici, di salita, sì, però no. L'altro lato. Lo so, il problema è che non mi ci arriva l'omino, io ci posso provare. Lei gioca, si vede che lei giocava. L'altro lato della chiesa, Cosa? Call of Duty? Sì, si vede. Ma come è agile? Lo so, tanti anni. Continuo, comunque. Sono anche abbastanza bravo. Allora, quei tre sacrestia. Lato sinistro della chiesa. Sì. Quello il numero 5 e quelli di fronte sul palo della luce. Ah, eccola, abbiamo individuato la bici. Bici verde, trovata. Sì, sul palo, bene. Cason, la rimuovere, Salvati. Andate assieme a rimuovere, forza. Con una... Chiedete a Toio in regia un coso. Una trancia, come si chiama. Sì, un pacchetto e andate a rimuovere. Trovata, signore, grazie. L'abbiamo trovata, individuata. Adesso sguinzagliamo Casone e Salvati. Anni. Sì, si vede. Grazie. Se già a gennaio del 22 il Google Maps me la rileva là e siamo nel maggio del 23, che comunque un anno è passato per lui. Andiamo là un attimo, facciamo una telefonata, facciamo portare via. Buongiorno, Sveglia Trieste, perché non fare un monumento dedicato a Margherita Hack? Si è fatto pure per D'Annunzio che non era nessuno per Trieste. Ma dov'è che vi siete ingolfati su Margherita Hack? Cioè, non si vuole fare la statua? Cioè, nel senso, il Partito Democratico chiede una statua, il centrodestra no. Ma diciamo non è a priori che non vogliamo la statua di Margherita Hack, allora è stata intitolata comunque una scuola, una sezione, comprensorio scolastico. Esatto. Sì. E chiaramente bisognerà riconoscerle ancora qualcosa, visto che è stata una astrofisica di fama internazionale che ha fatto conoscere anche la città di Trieste, no? Se vogliamo, quindi qualcosa sicuramente andrà fatto. Forse i tempi non erano maturi, come è stata presentata, il metodo, insomma ci sono diverse cose che insomma non sono state proprio, cioè non erano allineate e condivise. Però ecco, io leggo anche oggi sul quotidiano che poi è stato detto che siccome Margherita Hack apparteneva allo schieramento di centrosinistra, per questo motivo sinistra, ecco, questo non è assolutamente vero, perché la consigliera che è intervenuta in aula ha semplicemente detto: sembra strano che il Partito Democratico l'abbia proposta quando non ha mai corso nelle fila del Partito Democratico. Non ho fatto la battuta questo in aula, era. Posso fare qua in TV? Però diciamo che non era una questione di appartenenza politica, assolutamente, era una questione proprio di proposta da una parte in cui Margherita Hack non si era mai
non era mai entrata. Ecco. Gli amici dei comunisti, gli amici dei Verdi con cui Margherita Hack si è candidata, non essendo oggi rappresentati in consiglio comunale, questa sarebbe la risposta corretta, ci siamo fatti carico noi. No, voi vi siete fatti, va bene, sì. Oggi ne prendo atto. Ecco, però al di là della questione politica, il metodo comunque va fatto uno studio anche sulle statue a Trieste, che secondo me abbiamo visto, insomma, il Monsignor Santin, l'ultima dove manca la targa, sicuramente, abbiamo visto diverse opere, no, a Trieste. Bisogna proseguire e creare proprio un percorso turistico, no, sulle statue a Trieste, ecco, su questo noi dobbiamo lavorare. Bene, grazie a entrambi. Però l'idea di partire di un mezzo busto come sono al giardino pubblico, che ci sono i mezzi busti delle statue, magari nel futuro parco di Roiano, può essere un escamotage, no? Certo. Nel senso, abitava là in via Pratello, a pochi metri di distanza, da dove sorgerà il nuovo parco di Roiano. Personalmente non sono contrario. Che fosse di sinistra, di destra, assolutamente, no, non c'entra niente schieramento politico, non c'entra niente. E si interfacciava con i maggiori esponenti scienziati del cosmo che si trovano a Palo Alto. Questioni ideologiche devono essere messe da parte. Insomma, in questi casi. Ha vissuto a Trieste, era fiorentina di nascita, per amore del cielo. Se, adesso io non dico bisogna, non sono nessuno per dire, ma se c'è l'intenzione di darle un riconoscimento amante degli animali, amante dei gatti e degli animali, che già c'è, perché dicevo giustamente che è stato intitolato un comprensorio scolastico, dico, se bisogna scegliere una statua, un monumento, un qualcosa nel futuro giardino di Roiano, magari un sentiero, personalmente non un sono mezzo busto, una fontana, qualcosa che cioè penso che sia Salvati. Allora, io non so, dico la verità, io non sono a tutti i costi che debba essere la statua. Qualcosa di riconoscimento, oltre alla scuola, e come diceva lei, sul territorio, ci sta. A me l'idea, guardi, lo raccolgo perché bisogna anche sapere riconoscere. L'idea della fontana, a mio avviso, ci sta tutto. Comunque non c'è solo Margherita Hack, ma devono essere ricordati tanti altri personaggi illustri di Trieste. Ecco, anche qua, esatto. Non è che allora non Margherita Hack e gli altri personaggi illustri, è Margherita Hack e gli altri personaggi illustri. Bene. Dovete rientrare nella concezione che avevate un tempo. No? E quale concezione avevamo un tempo? Avevate comunque una concezione di, come dire, se vogliamo, capace di tenere insieme, cercavate di tenere insieme. Io devo riconoscere allora, secondo me bisogna che Silvio Berlusconi è stato, secondo me, una grande figura politica, sarei falso non dirlo, degli ultimi decenni. Con la sua visione cercava veramente di tenere insieme il maggior numero di cose. Voi oggi state invece sulla questione delle statue mi trovate d'accordo perfettamente, l'ho detto più volte, insomma, perché creare poi un percorso turistico, un'attrattiva turistica incentrata sulle statue che con tanto di targa, lo ripeto ancora una volta, chiaramente in cui si ricorda un personaggio illustre di Trieste, questo va fatto. Bene, grazie a Luca Salvati, grazie a Roberto Cason, pubblicità. Grazie a voi, arrivederci a tutti. Ci vediamo tra poco. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste, ben ritrovato al consigliere regionale di Forza Italia Michele Lobianco. Io sono abituato a chiamare assessore. No, ma mi chiamano tutti, intanto un saluto a tutti i telespettatori, mi può chiamare ancora, no, insomma, tutti mi chiamano ancora assessore, d'altronde è difficile di colpo cancellare qual è stato il mio ruolo per molti anni, ma quindi poi sono quei titoli che rimangono, insomma, infatti tutti mi chiamano. E d'altronde non è che di colpo io dismetto i panni, non mi occupo più delle cose comunali, anzi sono qua, se c'è qualche problema di natura comunale io comunque lo assorbo, lo prendo, poi chiamo il mio collega o direttamente i dirigenti, insomma. Bianco, la inserisco nelle ultime battute di trasmissione che abbiamo avuto prima della pubblicità con i consiglieri Salvati. Sì, li ho visti spumeggianti qui in studio. Sì, stamattina erano frizzanti. Il discorso dei riconoscimenti alle persone che hanno dato un senso professionale portando Trieste alla ribalta. Si parlava di Margherita Hack, ci sono tante altre personalità. Ci scrive una telespettatrice, dice anche Boris Pacor ha fatto conoscere Trieste nel mondo. Ci sono tanti nomi. Per ogni nome sarebbe da fare una statua, se volessimo prendere, diciamo, in democrazia dire fatta una, fatta tutti, però non è neanche così fattibile. Lei cosa ne pensa? Anche su Margherita. Io ti do del tuo, no? Perché vedi Bernardo, il tema è
La domanda è centrale, puntualissima, perché appunto, adesso io non ho ben capito le motivazioni del no alla statua di Margherita Hack, però il punto è questo, adesso con la mail ci viene in soccorso anche per un ragionamento ampio. Se si fa la statua a X, insomma, a quel punto perché non farla e non dedicarla? Cioè tu crei un precedente, lo si è già creato, ma si è partiti con i personaggi di Saba, di Joyce, insomma si è partiti con quel mondo culturale, eccetera, eccetera, quindi in un campo diciamo neutro dalla strettissima attualità. Margherita Hack, Pacor, eccetera, sono personaggi illustri sicuramente, ma attuali, di immediata contemporaneità, che nel momento in cui uno deve decidere se sì, se no, allora si crea appunto il dibattito politico che è nato in questi giorni. Diciamo che c'è una via maestra, onestamente, che è la toponomastica. Ecco, la toponomastica che ovviamente a Trieste è ferma, perché chiaramente non vi è più una scala, un marciapiede, una strada, una via da intitolare, perché ormai è saturo. Io fui l'ultimo a intitolare le due piazzette Cecovini e Spacini in quel di Cittavecchia, ma lì mi inventai, perché c'erano due terrazzette che si crearono durante i lavori di Urban, e trovai quei due luoghi. Ecco, la toponomastica è la prima, vi è una commissione, la prima via, la via maestra, no? Poi vi è una commissione, vi è tutto, insomma esistono diverse, anzi vi è tutto un bel percorso. Sì, vi è già una grande dotazione di nomi da poter utilizzare per l'intitolazione. Io ricordo quando ero assessore alla toponomastica ricevetti, non nell'ultimo mandato, ancora in quello precedente, una raccomandazione proprio dal mondo della scienza con tanto di lettere, di tenere presente tutta una serie di nomi illustri appunto della scienza che hanno dato lustro alla nostra città. Le statue, ovviamente, diventano, a quel punto diventano impegnative, è ovvio, come la mail dice, sì, Margherita Hack, ma anche Boris Pacor, poi arriverà un'altra, ed è complicato, devo dire complicato andare ad assecondare tutti. E fare una Hall of Fame, come diceva Bertoli a Ring, mettere come nelle stelle hollywoodiane in Porto Vecchio, una camminata con tutti, non so, buona parte delle persone che si ricordano come importanti per la città. Indubbiamente, quella può essere una soluzione, appunto come Hollywood. Poi mi ricordo anche ad Alassio c'è il muretto delle grandi personalità con le mattonelle di Alassio, uno firma, eccetera. Ma tutto può essere, ma deve essere, attenzione, calato nella realtà. Ecco, il Porto Vecchio insomma ha un suo sviluppo. Ecco, vede, il Porto Vecchio è un luogo oggi vergine, ma oggi non impattabile a livello toponomastico, perché è ancora irrisolta l'urbanistica di quel luogo. Sarà sicuramente il luogo dove a livello toponomastico si interverrà in un prossimo futuro, perché è pieno appunto di assi viari, piazzette, piazze, e lì si potrà andare a investire dal punto di vista di ciò che si è parlato, ossia di andare a ricordare e sottolineare la presenza della nostra città di persone illustri. Non è oggi, penso che insomma tra un annetto eccetera, un anno e così, insomma quando ci sarà una chiarezza a livello urbanistico, perché per paradosso oggi su un parcheggio, dove noi vediamo un parcheggio, potrebbe sorgere qualcosa, no? Certo. Allora, quando vi è nettezza e certezza a livello urbanistico, la toponomastica sarà la via maestra. Poi statue, magari dopo la politica, io poi adesso non posso intervenire più nei fatti comunali, ci sarebbero delle ingerenze. Dopo il Consiglio Comunale assieme su temi, la Margherita Hack, adesso c'è Boris Pacor, dovrebbe trovare poi una sintesi, eccetera. Poi Margherita Hack, insomma, tornando, io l'ho conosciuta
perché era una gattara nobilissima, una che dava da mangiare ai gatti, cioè una che andava la mattina, insomma, e ho vissuto con lei tanti momenti interessanti e importanti, ma non vorrei ridurre a quello, insomma, astrofisica mondiale che ha portato Trieste, insomma, alla conoscenza in tutto il mondo, e quindi merita una certa attenzione, ecco, la dico così. Sentiamo una telefonata, Assessore, buongiorno, consigliere. Buongiorno. Vabbè, ma... Sì. Prego. Buongiorno. Buongiorno. Mi sente? Sì. Sono Gabriela del Largo Barriera. Buongiorno. Volevo giusto parlare con Blason, però si è andato via, che i ragazzi del quartiere di San Giacomo Barriera vorrebbero una piazza Carlo Alberto anche per andare a giocare e divertirsi in forma autonoma senza dover pagare in questi spazi. Che piazza? E un'altra cosa, già che abbiamo un consigliere regionale, a ver che si può fare qualcosa, perché mio figlio è uno sportivo e va in bicicletta, anche mio marito va in bicicletta, e la S14, la costiera fa schifo. Sì. Non so se questa è un'ingerenza della regione, perché la costiera è regionale, no? È del Friuli Venezia Giulia, sì. Quindi se il consigliere può fare qualcosa, perché veramente fa schifo la costiera per andare in bicicletta, e il consigliere forse lo sa. Grazie, Sì, buongiorno. Guardi, lei parla con un ciclista. Come si chiama la signora Gabriella? Signora Gabriella, parla con una persona che prima di dire mamma ha detto bici probabilmente. Signora Gabriella cara, sono contento della sua telefonata che mi darà ancora più forza, perché vede già venerdì, appena insomma, sono agli inizi dell'insediamento, ho già rotto le scatole agli uffici regionali, anzi all'assessore regionale che si occupa di infrastrutture, che è l'assessore Almirante. Guardi, una delle prime cose che ho detto all'assessore Almirante, guardi, la prego mi dia notizie su questa benedetta strada costiera, che in uscita da Trieste, lato destro, sono stati interventi di sottoservizi che hanno realmente creato una specie di campo carri, no? Siamo stati sulle dune. Quindi e venerdì comunque ho chiamato diversi uffici della regione, e via da questo studio televisivo continuerò il mio impegno su questo tema. Io è noto tra le varie passioni, oltre alla politica, la passione della bicicletta, quella da corsa, e quindi percorro quel luogo e quindi conosco benissimo, raccolgo assolutamente questo impegno che faceva già parte di una serie di tante cose che ho come dire, nel mio zaino. Sa, ognuno di noi ha uno zainetto pieno di cose da fare e da portare a termine, questo sicuramente è un mio impegno. Dopodiché, traendo un po' spunto, però ho sentito, no, sempre zone sportive, a San Giacomo. Lei, certo, vede, lei parla con uno che quando era consigliere circoscrizionale 26 anni fa, ero in circoscrizione quarta, quella di San Vito, Civitavecchia, eccetera, e feci di tutto e mi impegnai con il presidente allora per destinare, quella volta c'erano le lire, penso ho iniziato con le lire, i soldini che avevamo tutti a disposizione con l'allora assessore Drossi Fortuna per realizzare a Piazza Carlo Alberto il campetto di calcio piccolo con il campo di basket. Il campo di basket c'erano problemi con i residenti perché non volevano sentire palleggiare. Era un campo no? di pattinaggio prima. Che era campo di pattinaggio, quindi io credo nei progetti, appunto, uso un termine di sport sociale libero, ecco, dove uno si porta anch'io ogni tanto ho il pallone da basket, lo porto, faccio due tiri, ahimè centro non spessissimo il canestro, ma almeno mi diverto. Quindi sul tema lei trova persone assolutamente con le orecchie ben attente e tese. Posso però dare anche un altro tema sulla statua che ho sentito? Dopo la pubblicità. Dopo la pubblicità. Ci vediamo dopo Prego. la pausa, breve interruzione, tra poco. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste con il consigliere regionale di Forza Italia Michele Lobianco, voleva dire? Sì, no, visto che prima di me c'erano i consiglieri Luca Salvati e Casona, appunto, ci sono state le telefonate sulla statua del Monsignor Santin, io ho raccolto anche questa cosa, questa tematica 2 settimane fa che qualcuno mi domandò, insomma, ma perché, chi è quella? Ho chiamato il progettista e mi ha detto che insomma, è in arrivo, ho parlato con il progettista mi ha detto di rassicurare
tutti coloro i quali hanno necessità di capire, insomma, che arriverà una piastra sotto che è chiaramente una tabella che chiarirà chi è, insomma, ecco, e insomma, che sarà una illustrativa ovviamente della statua, e quindi che declarerà il nome del Monsignor Santini. Infatti c'è qualche turista ogni tanto pensa che sia, non so, qualche papa, qualcuno, eccetera, ed è giusto, ma come in tutti, io feci una battaglia tantissimi anni fa anche per il nostro anfiteatro romano, quando però quello era di competenza della soprintendenza, perché mettessero qualcosa, non c'era niente, allora uno andava, beh, ovvio, uno lo guarda, insomma, non è che vede che si capisce che non è, uno stadio, non è però ecco, noi tante volte, anche ieri, guarda, ieri che c'era questo tempo un po' infausto, insomma, ho guardato un po' televisione, ci sono questi programmi, insomma, noi abbiamo una ricchezza, un patrimonio artistico in Italia che è veramente incredibile, no? Abbiamo tantissimo, ma tante cose incredibili. Ecco, il segreto è riuscire a proporlo, no? Ecco, a proporlo nei migliori dei modi. Telefonata, buongiorno. Sono Franco Lega da Udine Nord. Buongiorno a loro signori, buongiorno ai triestini e buongiorno ai friulani. Franco, com'è andata con gli alpini? È una meraviglia, purtroppo il buon Dio ha fatto piovere e oggi per rompere proprio, c'è il sole. Le bestemmie che gli diranno quelli che hanno preso la pioggia. Vabbè. Allora voglio dire al signor Lo Bianco che il mio materasso di fiducia. Io sono il suo materasso, ancora esiste Permaflex. Sai che c'era, mi ricordo quella pubblicità, il materasso di fiducia, quello. C'era anche Celentano che faceva la pubblicità, eravamo ragazzini, insomma, c'era Carosella. Boh, sono il suo materasso, a sua disposizione, signor. Adesso è diventato il materasso 2 piazze. 2 piazze. Doppia piazza perché ha aumentato di grado. Sì, e lo batterò fino in fondo. Fino in fondo, ogni centimetro quadrato dono a lei. Mi dica. Chieda ai suoi colleghi se ottemperano a quello che dice la Meloni, che qui non si entra senza documenti. È inutile, anche Salvini ha detto non si entra senza documenti. E invece entrano più di prima, meglio di prima. Ma possibile, più andate avanti con le graduatorie, con i gradi, è peggio fate, è meno fate, non lo so, io non riesco a capire, ma se vengo lì lo trovo a 4 occhi, non so come ce la cava. Grazie, mandi. Buongiorno, grazie. Riesce a fare qualcosa per questi immigrati, altrimenti ci mangiano la terra sotto i piedi. Lo volete questo? Lo volete? Signor Grazie, Franco. mandi. Grazie. Prego, Lo Bianco. Allora, risponde il materasso al signor Franco Lega Udine Nord, se non sbaglio, no? Allora, insomma, no, io non, al di là dell'avanzamento di grado, io sono assolutamente concorde con quanto lei dice, sembrerà incredibile, perché i nostri confini vanno assolutamente difesi. È chiaro che vanno difesi con decisione, come lei ha detto, bisogna passare col documento, insomma, anche se non esiste più il confine, peraltro ormai non abbiamo neanche più in Istria, no, il confine. I confini si proteggono in diversi modi, con trattati internazionali, perché bisogna trattare con coinvolgimento europeo, ma anche fisicamente con la presenza sul confine, chiaramente vuoi dell'esercito, vuoi delle forze dell'ordine e vuoi in modo molto, oggi vediamo cosa accade, si parla molto di intelligenza artificiale, insomma con delle normali videocamere, insomma, ecco, con delle centrali operative che vedono già i flussi di migranti che ti arrivano. Io sono convinto che il governo ovviamente nazionale darà risposta molto più decisa e più ferma in un imminente futuro su questo tema, perché chiaramente la rotta balcanica, perché si parla sempre ovviamente per il tema più
del pericolo di affondamento delle navi, delle barche, dei barchini, dei gommoni, della rotta mediterranea, ma in realtà il problema più grande è la rotta balcanica, ma aggiungo, perché spesso nessuno ne parla, sono gli immigrati che arrivano da noi con il famoso permesso, il permesso turistico. Sì, con il visto turistico. Arrivano qua, quelli che hanno più soldini prendono l'aereo, arrivano qua il visto turistico e rimangono. Quindi l'insieme di quelli che arrivano con la rotta balcanica, quelli che ti arrivano con il visto turistico, crea ovviamente quel disequilibrio, perché il problema è nella vita di ogni giorno, la regola fondamentale è l'equilibrio. Trieste è sempre stata una città di, come dire, frontiera, di passaggi, non a caso Trieste, parlo di Trieste, lei chiama da Udine Nord, no? Trieste è sempre stata una città che, basti pensare alle comunità che abbiamo a Trieste, insomma, ma ha sempre un equilibrio armonico che ha reso possibile la pacifica convivenza. È chiaro che quando noi abbiamo una città che assorbe ormai, che continua a ricevere flussi notevoli dalla rotta balcanica e con altri metodi, come ne ho raccontato, è chiaro che questo non può non avere poi una risposta decisa, che è quella, ripeto, bisogna presidiare i confini con metodi fisici e tecnologici e fare questi benedetti accordi. Tutto qua. Lei prima diceva oltre alla costiera, dove sì, è in piedi un progetto di ciclabile, già. Guardi, io non posso parlare di cose che, insomma, no, ma sul tema della costiera, è un bell'argomento questo. La costiera è chiaramente la strada turistica, una delle più, io non conosco il mondo, ma ritengo che la strada costiera sia tra le strade più belle al mondo di arrivo in una città come delle grandezze della nostra, insomma, con le caratteristiche della nostra. Quindi è uno dei più bei ingressi, peraltro la costiera, anche quando uno arriva in treno, no? Dall'alto, vede, no? Quando io arrivavo col treno, si arriva da Monfalcone, fai la curva, la strada costiera è una delle più. Quindi va valorizzata indubbiamente dal punto turistico. Abbiamo prima sentito la telefonata di una telespettatrice che non fa altro che raccontare l'utilizzo ormai, come dire, di pressoché turistico con l'utilizzo delle biciclette, no? Sì. Ma che adesso la gente ci passeggia, ci cammina, perché io vedo anche che cammina dall'altra parte, ci corre, eccetera. Però ovviamente così come sta non va, cioè chiaramente deve avere una veste diversa sia a livello giuridico, perché a livello di codice della strada sa che si può trasformare a strada turistica, quindi massimo limite 50 orari, a quel punto se vai a 50 puoi allargare anche, ridisegnare chiaramente le corsie, quindi la careggiata, e quindi prevedere anche degli itinerari. L'itinerario ciclabile, esiste la pista ciclabile, l'itinerario sono livelli diversi, no? La pista ciclabile è quella proprio configurata con i cordoli di protezione, se no esistono gli itinerari, quelli peraltro esisterebbe già, perché c'è già il segnavia bianco che già, come dire, segna le due aree invece dove uno va e si ferma per emergenza in realtà, o dove una volta si fermava, si sostava. Quindi questa è all'attenzione, chiaramente deve essere attenzione voi dell'amministrazione comunale di Trieste con la regione che chiaramente ne ha gestione e governo. Io ho assolutamente un parere assolutamente favorevole in una visione molto più turistica, ecco, di quanto oggi sia, perché chiaramente oggi abbiamo un impatto enorme di pullman, di furgoni, di cose, insomma, telonati, furgonati, pullman, eccetera, e con velocità sostenuta che non consentono questo utilizzo. Ecco, bisogna ragionarci su, perché ormai Trieste è in piena esplosione, insomma Trieste sta cambiando pelle dal punto di vista dell'impatto turistico, e quella strada è indubbiamente un cammeo da preservare perché va tutelata. È una strada incantevolmente bella, dalle falesie alle essenze arboree, alla vista, cioè
ha un valore inestimabile quella strada come elemento turistico. Utilizzarla a livello trasportistico e basta è assolutamente, insomma, è un peccato, insomma, va valorizzata molto più dal punto di vista turistico. Allora, abbiamo una telefonata, poi dovremo andare in pubblicità. Buongiorno. Sì, un buongiorno a voi. Prego. Ecco, volevo fare una segnalazione, no? Delle entrate di Trieste, quella per esempio che va da Basovizza fino alla Cava Faccanoni, sì, oppure quella che va su per strada di Officina Nuova, sì, sono decenni, dico decenni, io non mi ricordo mai che ci sia stata fatta una manutenzione per quanto riguarda chiamiamoli quei guardarai con i tubi di ferro che sono arrugginiti da decenni, che è una porcheria in mano, cioè è un'entrata bruttissima. Sarebbe, siccome adesso quelle strade fanno parte della regione, sarebbe opportuno che la regione dasse una manutenzione a tutte quelle bare, quei tubi, quelle colonnine. Poi c'è là delle Cave Faccanoni, c'è quella rotonda che è in condizioni disastrose. Abbiamo anche la ex strada Tarvisiana, chi ricorda come si chiama Tarvisiana, quella che parte dal bivio di Officina e va verso Udine, diremo, sì, che non ha i paletti cardari frangenti da decenni, è tutto male manutenzionato. Adesso che la regione ha preso in mano tutto, dovrebbe manutenzionare le strade, mettere i cardari frangenti, fare delle pulizie e oltretutto il manto stradale è in condizioni brutte. Avevo già telefonato l'altra volta per quanto riguarda quel buco che è prima della galleria, che tutti quanti si prendono delle tonnate, diremo come si dice, tremende, e anche lì sarebbe da mettere a posto, e anche il manto stradale su quella strada è in condizioni brutte. Ecco. In uscita a Trieste o in entrata? In entrata. Prima della galleria, dove c'è dopo la galleria si esce a destra verso il centro Lanza, no? Prima della galleria, fra l'uscita di Sgonico e quella di Prosecco, c'è un buco in mezzo alla carreggiata, che è un buco, lo bianco, non un avvallamento, un buco. Ci si può andare a fare un picnic là dentro. Le auto sentono bene l'impatto. Non passo quasi mai, quindi andrò a farmi un sopralluogo, andrò con lo scooter lì su. Grazie Sergio, buona giornata. Grazie. Allora andiamo in pubblicità, 9:33, ci vediamo tra poco. Ecco, dalla costiera siamo passati già Lo Bianco alle altre strade, strada per Basovizza, strada nuova per Officina, diceva il telespettatore che ha chiamato poco fa, la Tarvisiana con la mancanza di segnali catari frangenti, poi quel buco in mezzo all'autostrada che sarà Autovie o chi per lei a dover intervenire. Farò una verifica perché cosa è accaduto. La costiera sono certo è della strada regionale 14. Sì, strada regionale eccetera, poi alcune sono state date a quell'ente EDR chiamato, sono questi acronimi, insomma gli enti del centramento regionale, ma insomma, queste sono cose di cui devo occuparmi io, non i cittadini, devo distinguere a chi chiamare, eccetera. E poi, insomma, poi la regione, dovete sapere che la regione ha anche la competenza della ciclo pedonale Cottur, no? Delle ciclovie, quindi anche su quello, tant'è che ebbi modo, quando non ero ancora consigliere regionale, ma ero assessore in comune, in quella galleria Gomito, che era con i punti appunto con i punti luce per terra che non funzionavano, insomma, feci di tutto per installare un impianto di illuminazione, quindi quando voi, cari cittadini, passeggiate in quella galleria vedete tutto acceso, vedete l'impianto di illuminazione, sono stato io che un paio d'anni fa mi sono impegnato a proposito della signora che ha chiamato prima, perché c'era tutto un mondo di ciclisti che mi chiedeva di sistemare perché era assolutamente non sicura, e ovviamente tutte le persone che andavano a passeggiare. Quindi ci sono diverse, tutte queste cose sono state assorbite dalla regione con la soppressione delle province. Adesso, a quanto sembra, vi sarà una delle tante cose che andremo a affrontare in regione,
sarà il tema di creare dei nuovi enti a cui ridare invece le funzioni che erano appunto la gestione delle strade extracomunali, vuoi tutti i percorsi delle ciclovie, vuoi tutto il discorso forestale, eccetera, e quindi vedremo questa riforma regionale a cosa porterà. Ad ogni modo, chiaramente, poi mi ricordo che c'era anche Agropada, nella strada che va dalla strada nuova Propicina a Tussali verso Groppada, e anche verso Groppada c'era un avvallamento, non avvallamento, proprio un cedimento strutturale che mi ha visto impegnato, ma lì ancora non mi sembra che la Regione abbia risolto, e quindi dovrò dedicarmi anche a quel tema. Anche lì. quello. Altra telefonata, buongiorno. Buongiorno, congratulazioni al consigliere Lo Bianco per tutta questa sua grande carriera. Volevo chiedere, c'è la possibilità che qualcuno intervenga sul vecchio inceneritore di via di Gerizzole? Primo, perché sta diventando una grande discarica in tutti i sensi. Secondo, perché mi sembra di aver capito che è pieno di amianto. Terzo, perché le piante stanno crescendo in maniera esponenziale e c'è uno specchio parabolico su una specie di curva, perché l'ultima parte della via Schmidl è a doppio senso e là ci sono diverse, c'è la Siram, c'è Barnobi, che vengono fuori con camioncini e non si riesce a vedere la strada o le macchine che vengono giù. Io ho telefonato, ho parlato con tutti, la circoscrizione, eccetera, nessuno sembra voler mettere mano su questo problema. E là Senta che le interrompo, scusi che le interrompo. Ci sono gabbiani che stanno girando, si piazzano in mezzo alla strada e o li butti sotto o non si smuovono. E quindi sarebbe il caso che qualcuno cominciasse a mettere mano a questo sconcio, perché veramente è una cosa vergognosa. E dopo volevo chiedere all'ex assessore una curiosità, perché io mi devo trovare sulle pagine interne del Piccolo delle grandi foto di bambini che partecipano alle corse dei miracoli belli in vista, e non posso avere le foto di mio nipote della scuola materna. C'è un garante della privacy, che questo signor garante della privacy non si sa chi sia. L'assessore Matteoni ho chiesto come mai questa storia del Piccolo e lei mi ha detto perché probabilmente avranno ricevuto qualche liberatoria, perché non possono i genitori avere la liberatoria anche nelle scuole. Io chiedo, lei parla l'assessore ha detto non è una questione politica, è una questione di servizio, ma solo nelle scuole materne comunali. Sì. Lei so che ha girato, che ci tiene i bambini, io lo ricordo con grande affetto quando era assessore al personale, e conservo ancora il suo specchietto che ci ha regalato quando siamo andati in pensione. Bei tempi, bei tempi. Bei tempi, in effetti bei tempi, anche se adesso dico la verità, sto bene così. Però bei tempi quando si poteva avere le foto dei bambini, le scuole un po' più libere, e non si riesce ad avere una liberatoria da parte dei genitori. Io vorrei capire chi è questo signore garante della privacy, che non si sa chi sia. È sicuramente un bipede umano, ecco, questo glielo dico. Allora, però signora, è una cosa vergognosa, perché solo nel comune di Trieste succede questo, però mi trovo sul Piccolo tutti questi bimbi fotografati, mentre i nostri devono essere fotografati di spalle, mascherati, è una cosa brutta, perché sono dei ricordi veramente molto belli dei bambini che crescono. Io guardo ancora le foto dei miei bambini quando erano piccoli, adesso sono genitori, qualcuno anche nonno. Esatto. Grazie ex assessore, per me rimarrà sempre assessore. Grazie, cara maestra, la saluto con affetto.
Grazie. Grazie a lei, signor Lo Bianco, buongiorno. Grazie, però Allora, ecco, le rispondo. come dare torto, no? No, ma due pesi, due la maestra misure. che ha parlato adesso ha perfettamente, la maestra non mi ricordo il nome di Non battesimo. credo l'abbia detto, ecco, Massimo. ha perfettamente ragione. Allora, iniziamo però e dopo Dall'inceneritore. le rispondo sull'ultima cosa. Allora, io ho preso nota delle fronde, degli alberi da potare per liberare lo specchio parabolico lì degli ex inceneritori di Giarizzole, che è un'altra di quelle mie battaglie fatte ancora quando ero assessore, insomma, ma deve esserci, devo approfondire, chiamerò Bernetti per capire cosa c'è. C'era un progetto ma insomma non mi esprimo se non ho la compiutezza, perché con tutti questi PNRR, con tutte queste cose, insomma c'è qualcosa su quell'area di interesse. Ecco, c'è qualcosa, ovviamente quell'ex inceneritore andrà, insomma, prima o poi arriverà un'occasione per demolirlo e come dire, liberare quell'area, e questo sono pienamente d'accordo. Oggi mi pare venga utilizzato come deposito delle arenarie, delle grandi pietre d'arenarie che sono state, come dire, sono stati oggetto di lavori in centro storico, in Porto Vecchio, eccetera. Insomma, è un luogo dove sono state depositate queste cose. Però mi occupo per la riqualificazione almeno esterna. Delle foto, lei figuri, sfonda a porte aperte. Guardi, io non condivido assolutamente questa cosa, questa imposizione che onestamente non è politica, è tecnica, giuridica, ma mi sembra che sia estrema, perché se c'è una liberatoria a scuola da parte dei genitori, quindi io non capisco il perché, però vede, io le racconto e racconto a tutti i telespettatori il caso. Io fino a poco tempo fa mi occupavo delle telecamere. Io ho fatto installare non so quante telecamere a Trieste, eccetera, eccetera, ma prima di installare quelle telecamere, quel progetto è stato appunto visionato dal famoso garante della privacy, che peraltro ha un nome particolare, non mi ricordo l'acronimo di come si chiama il responsabile. GPDP. Ha tutto un modo, sì, ma ancora. E lei deve sapere, anzi, cari telespettatori, voi dovete sapere che prima, anzi anche a livello giornalistico, così lo sa adesso il nostro grande Bernardo Gulotta, e non è che il comune fa un progetto e installa le telecamere, no, deve passare attraverso il vaglio di questo garante, che ci impose di fare addirittura un questionario, a quel punto online, sul gradimento o meno dei cittadini su questo tema. Abbiamo fatto un questionario online, non so chi ha partecipato, se sì, se no, comunque consultivo, non vincolante, per conoscere se questa cosa andava bene. Lei si figuri se i cittadini sono contrari a mettere telecamere e ogni giorno lo sa, però siamo a perché in questa, guardi, lo dico adesso un po' a ruota libera, in questo paese passiamo da un estremo all'altro, no? Sì, cioè noi passiamo da libertà su tutto e di colpo alla chiusura. Sì. Allora, in un mondo, e cara maestra, no? La chiamo affettuosamente maestra, no? Dove oggi tutti col cellulare fotografano tutto, dove non è che qualcuno mi chiede la liberatoria, non so, io mangio un gelato e uno ti fa anche ti fanno la foto, te la pubblica su Facebook, su Instagram, su tutti. Oggi in un mondo dove è permesso tutto da una parte, si passa dall'altra parte in un contesto che è incredibile, più protetto delle nostre scuole materne, delle nostre scuole, dei nostri nidi, ma qua che sono veramente un fiore all'occhiello straordinario, con personale come lei che ha lavorato, eccetera, che sono anzi a valorizzare, a valorizzare e a, come dire, incorniciare in modo ancora più bello e prezioso con le foto dell'anno scolastico, dove fate voi fate i libricini, le cose, mettete. C'è un lavoro, guardi, che io seguivo quando facevo assessore personale, andavo in giro nelle scuole materne, nei nidi, queste maestre che ti fanno tutte le cose e poi ti fanno l'album, che fa parte secondo me del programma scolare. Niente, e sono arrivate queste norme draconiane
Vabbè, vedrò a livello regionale, insomma, ecco, vediamo là se esiste qualcosa che si può fare. Ecco. Solo un'informazione, perché nella galleria di Piazza Boraggi sono stati messi i muretti di jersey, vedo una cosa la vedo come una cosa pericolosa. Ci allega la telespettatrice una foto è nota, che è il divisorio, adesso un attimo che la carico, un attimo solo, perché così non inquino la fruizione della mail e la vista della foto, perché poi magari qualcuno, proprio per la privacy, non vuole che si veda a video anche il proprio, non mostrare il proprio nome. Il nome e cognome del mittente, un conto è... Questi sono i jersey che delimitano la pista ciclopedonale. Sì, allora quelli sono stati messi, insomma, per mettere in protezione quello che viene chiamato, insomma, quello che io chiamo l'itinerario ciclabile, ecco, no? E quindi per la protezione vuoi dei pedoni che camminano, vuoi del ciclista che pedalerà sui 2 marciapiedi, in buona sostanza. Questo è il motivo, ecco, protezione. Dopodiché, insomma, può essere un sistema di protezione valido per i pedoni o per i ciclisti Ecco, lei da ciclista, come lo vede come sistema di protezione? Valido? Ma insomma, se un'automobile mi venisse contro, io ho sicuramente un jersey che mi protegge. Ecco, questo è indiscutibile. Io non ho ancora capito quanto è il sedime sul quale dovrei andare a pedalare. Quello è l'unica cosa perché non sono mai entrato dentro. Ecco, la prima volta che insomma, ci andrò capirò. Mi raccomando il caschetto se entra. No, ma io ho sempre il casco. No, guardi, io sempre, quando vado in bicicletta ho il casco e ce l'ho sempre in tutte le condizioni. Il caschetto da lavoro, intendo? No, ma guardi, quello del lavoro, adesso vi racconto, abbiamo tempo, un aneddoto simpatico. Veloce, non c'è una telefonata? Sì, c'è una telefonata e poi ce la racconta. Sì, vi racconto. Buongiorno. Non sul caschetto, ma sui trombini. Pronto? Prego. Posso parlare? Sì. Ma sono in diretta? Sì, prego. Sicuro? Sì, signora. No, le dico una bugia, secondo lei. A Trieste, sempre in diretta. Scusi, sì, guardi, io ho telefonato già una volta o 2 e mi ha addirittura chiuso il telefono. Io? Comunque... Ma no, io non le ho chiuso mai il telefono, signora, ma adesso ero abbastanza che aspettavo il telefono. Guardi, ha già perso un minuto. Io non parlo né di marciapiedi, né di giardini, io parlo solo questo, che Fedriga è di piazza, cosa vuole portare qui? Tutta la giungla? Tutta l'Africa? Ma siamo giusti o non giusti? Cosa arriva a Trieste? Cosa hanno trovato? Cosa vogliono un scovazzone a Trieste? Scusi, sa? Tutte quelle malattie che ne porta quella gente che viene e che ne porta di tutto. E mi scusi, non è giusta sta roba. E arriva qua, cosa fa ancora quella gente? Col coltello tutti in mano, i ruba, i stupra, fa di tutto. Ma non pensai cosa c'è per Trieste, non pensai. Orto de Bacco, basta, no? Con sti nigeriani. Orca malora. Ok. Che ne farei crepare, ne farei qua noi. Cosa siamo noi qua a Trieste, italiani? Cosa siamo? Va bene? Mi date una risposta? Va bene? Sì. Ah, ecco, perché adesso pensate bene cosa fate di Trieste e cosa anche per l'Italia che succede di tutto. Ma cosa, solo l'Italia qua, non è tutto il mondo grande. Tutti qua, addirittura viene tutti qua, dalla parte del sud, del nord, del nord. Ma scusate, ma non è giusto questo. E noi non possiamo andare fuori a bere un caffè e che ci assale a tutte le ore del giorno. Ma cosa è giusto questo? E non fate niente. Non fate niente, ancora quasi ammettete tutto. No, basta. Ok. Scusatemi, adesso aspetto la risposta. Bene, grazie. Ora forse ho capito perché gli era stata chiusa la telefonata la volta scorsa. Prego. Allora, il tema dell'immigrazione, insomma, che solleva la signora, tra l'altro che ha sollevato anche il signore di Franco da Udine Nord. È un tema cogente, un tema attuale, inutile nasconderlo, ed un tema che ha di proporzioni ormai veramente ciclopiche
a cui va data una risposta in modo ancora più netto e più deciso, perché poi esistono appunto come dire, esistono poi degli effetti sulla cittadinanza che chiaramente portano anche all'esasperazione, insomma, e quindi io sono convinto, come ho detto prima, che il governo, perché questa cosa, con tutta di piazza, insomma, si può anche, no, di piazza, no, le responsabilità sui flussi migratori che arrivano non sono onestamente il governo poi dei flussi migratori, un governo che ha sicuramente gestione vuoi nazionale vuoi europea, quindi indubbiamente va data una risposta ancora più salda, ancora più forte, che io non ho dubbi arriverà nei tempi più brevi, insomma, ecco. Dopodiché bisogna chiaramente avere quella che si chiama la pazienza di poter, insomma, convivere in questa fase, in questa situazione, ma insomma con una certa, con l'auspicio che in tempi oggettivamente realistici e concreti vi siano risposte più decise e più nette. Su questo indubbiamente devono arrivare, vi è un impegno a livello nazionale su questo tema, e a livello regionale e locale chiaramente uno può avere un approccio il più concreto possibile, ma è chiaro che se tu non sei coperto da un ombrello di norme e di interventi nazionali ed europei sei stretto, no? Allora i respingimenti sì, no, qui si possono fare, no, non si possono fare, vengono impugnati, insomma adesso non voglio ampliare, ecco, non sono qui, certo. Ma come da questa telefonata, da un sentire chiaramente cittadino, sì, e non solo, vi è una necessità di una risposta ancora più netta che io sono convinto arriverà. Mi permetta di dissentire e di, diciamo, anche dissociarmi da una generalizzazione che vuole vedere tutte queste persone come criminali, stupratori, possessori di coltelli, eccetera. Generalizzare in questi casi è sempre sbagliato. C'è purtroppo chi si comporta male, c'è anche chi invece non ha fatto niente di male. Quindi insomma, andrebbe riportato un po' di tranquillità in questo discorso. Sì, io non ho raccolto quella che però ho portato, ho voluto, mi premeva farlo. Sì, ha fatto bene, ho voluto, come dire, eliminare. Io ho lasciato parlare perché era giusto che la signora si sfogasse. Nella mia risposta ho voluto eliminare le impurità io, insomma, perché se no andavo a... Sa quando è? Tu dai la notizia 2 volte, ecco, quindi ovviamente insomma, il modus verbali poi insomma, va interpretato. Ecco, sentiamo ancora una telefonata, buongiorno, poi ci racconta quell'aneddoto di cui quella è un simpatico anche per chiudere l'allegria, insomma. Buona giornata carissimo dottor Bernardo e l'amico consigliere Michele Lobianco, sono Claudio Visentini. Buongiorno. Buongiorno caro Claudio, quanto tempo, ben risentito. Grazie e ben trovato, ma sono contento perché ho appena finito alla palestra dell'ospedale Maggiore di fare la ciclette per gli infortunati. E una lode, la dico pubblicamente in questa televisione molto ascoltata, a questa ottima struttura, accompagnata dei migliori auguri al consigliere Michele che si adoperi per la nostra sanità pubblica in generale e per accorciare le liste di attesa in particolare. Grazie. Grazie caro Claudio, grazie. Prego consigliere. Ci sarà sul tema del signor Claudio Visentini, chiaramente sì. Il lavoro di 5 anni sarà sicuramente da appiattire le liste d'attesa e il divario che i cittadini sentono nei servizi della sanità pubblica. È evidente che l'impegno, d'altronde la Regione ha come grande, insomma, la sanità come grande campo d'azione, e chiaramente il mio impegno è quello di tutti i consiglieri, insomma, sarà quello di andare ad incidere assolutamente sul tema di abbreviare le famose liste d'attesa, di creare una sanità più territoriale, quindi di sgravare il pronto soccorso da quel lavoro che chiaramente, non avendo risposta su quello che viene chiamato il territorio, insomma, negli ambulatori, poi va a finire tutto lì. E chiaramente il problema di tutto ciò è a trovare chiaramente
e le risorse umane di cui prima c'era l'interlocutrice di prima, la maestra, appunto mi raccontava come assessore al personale. Chiaramente dobbiamo assolutamente aspettare che si formi, di trovare, evitare che, chiedo scusa, innanzitutto il personale sanitario migri nel privato e quindi creare le migliori condizioni vuoi economiche, vuoi di lavoro all'interno della struttura pubblica in cui io credo sempre. E chiaramente creare nuove generazioni di infermieri, di medici, di personale sanitario che possa chiaramente andare a sostituire vuoi quelli che andranno in pensione, vuoi quelli che se ne sono andati, ma a potenziare con nuove risorse umane. Quindi vuoi riforma, non a caso vi è in corso adesso l'evoluzione di una riforma sanitaria che mira a cercare di dare risposte sul territorio, ma dove l'elemento importante che chiaramente lega le due cose e trovare nuove risorse umane da inserire. Cosa voleva raccontarci però in un minuto e mezzo? In un minuto e mezzo, visto che andiamo un po' sul simpatico, sul tema dell'elmetto, no? da indossare, quando ero nel cantiere della grande viabilità non c'era il problema del metto ma dei trombini. Allora mi furono dati i famosi trombini numero 42 e erano piccoli e al capo cantieri si sente a me mi può dare dei trombini numero 44 e quello mi guardava negli occhi, non sapeva cosa io gli chiedessi perché non era di Trieste. Ah, ok. Allora era lì, mi guardava e detto no, ho capito, degli stivali antipioggia numero 44. Vabbè, trombini e triestino, insomma. Consigliere, lei ha parlato prima delle strade, ci può dire in 30 secondi i primi impegni che si vuole prendere da consigliere regionale? Ma guardi, molto semplice, questo della strada costiera è il primo, ma poi la sanità e l'impegno, ovviamente declinato sul territorio. Del territorio sicuramente la strada costiera è il primo impegno che prendo, dai, per metterla a posto, perché onestamente sul lato un'uscita quella strada va rimessa a posto. Bene, grazie al consigliere regionale di Forza Italia Michele Lobianco. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie per essere stato con noi ci fermiamo qui, buona giornata a tutti, arrivederci.